Iniziamo il nostro incontro, benvenuti a tutti all'Ateneo Veneto. Quasi in contemporanea al nostro incontro, voi sapete, si svolgono i funerali di 3 carabinieri che sono morti nell'adempimento del loro dovere. In relazione a questo evento è stato proclamato il lutto nazionale, quindi vi chiedo di alzarvi in piedi per un minuto di silenzio. Grazie. Allora iniziamo con i saluti istituzionali. Sono molto contenta che la prima a parlare sia quella che io definisco un'amica dell'Ateneo Veneto, che è qui nella veste di avvocato, ma in realtà in primis come delegata del sindaco per cultura, cinema e spettacoli. Chiedo quindi all'avvocato Pea di portare i saluti. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio la Presidente Antonella Magaraggia per questo invito, a cui sono davvero onorata di partecipare. Avevamo parlato fuori campo della necessità di fare un convegno su questo tema che a mio avviso è un tema assolutamente urgente anche sotto il profilo sociale, e lei mi aveva naturalmente detto, da ottima giurista qual è, che ci aveva già pensato, che lo stava organizzando. Quindi la ringrazio per aver fortemente voluto questo momento d'incontro dove si fonderanno più voci, i magistrati, gli avvocati, e non so se qualcuno di noi è anche parte in qualche processo che riguardi il diritto di famiglia, ma è importante che ci siano dei momenti di confronto e che ci siano anche più prospettive attraverso le quali affrontare un tema così delicato come questo. Il titolo mi pare dica 50 anni dal diritto di famiglia alla conquista dei diritti. Io non sono proprio sicurissima che ci siano state solo conquiste. Io lo dico in modo un po' provocatorio, che nel corso dell'evoluzione del diritto di famiglia forse si sono perse alcune cose, in primis il contatto e il rapporto degli avvocati, ma soprattutto delle parti rispetto al processo e rispetto ai magistrati, che incontrano solo, parlo dopo la riforma Cartabia, le parti incontrano prima gli avvocati, si scannano tra di loro, a volte a queste liti, a queste conflittualità che dovrebbero essere sempre abbassate dagli operatori del diritto, assistono i figli. La violenza assistita credo che sia un tema molto importante, così come la violenza domestica, che si declina in vario modo e che a volte aleggia nei rapporti coniugali, nei rapporti familiari, ben prima del giorno in cui una donna o un uomo decidono di separarsi e quindi di porre fine al loro legame. E credo che la funzione dell'avvocato sia innanzitutto una funzione sociale, che sia importante, che anche se non siamo né psicologi né assistenti sociali, dovremmo cercare di dare un supporto ai nostri clienti, responsabilizzandoli e facendo capire loro che eventuali conflitti e liti coniugali dovrebbero, ripeto, lasciare fuori dal campo i figli, che invece grazie ad esempio alla riforma Cartabia vengono o dovrebbero essere sistematicamente sentiti e ascoltati. Però anche questo in loro a volte può provocare un dramma, perché succede che siano tirati da una parte e dall'altra, e anche succede che a volte non per egoismo ma per istinto di sopravvivenza inizino ad adottare dei comportamenti più di comodo, di convenienza, che vicini alla realtà. Quindi credo che sarà interessante capire come si è evoluto il diritto. Sicuramente nel frattempo la donna si è emancipata, ora lavoriamo tutte conciliamo la vita familiare con la vita professionale, lo sa bene anche Antonella Magaraggia, che è stata un magistrato davvero molto molto impegnato in molti fronti, e poi anche come presidente
di sezione del diritto di famiglia e poi del tribunale, e anche lei è riuscita a crescere un figlio, tra l'altro straordinario, e a portare avanti la sua carriera, ma immagino che non sia stato facile, come non è facile per nessuno di noi. E quindi questa cosa non è mai detta abbastanza, perché io sono anche Presidente della Commissione Cultura, che si occupa anche di cittadinanza delle donne e pari opportunità, virgola, queste sconosciute. Credo che le pari opportunità siano molto sulla carta e che la battaglia per vederle davvero attuate sia lunga. Poi sono veramente incuriosita, non vedo l'ora di sentire gli interventi del professor Montanaro, che attraverso il cinema ci farà vedere come eravamo e come siamo diventate. Nessuno di noi ha la sfera di cristallo per capire cosa ne sarà di noi, né come avvocatura, né come magistratura, né come parti di famiglie più o meno allargate, ma l'invito è sempre quello al buon senso, alla mediazione, alla ragionevolezza, perché non credo che all'interno del processo si possano trovare quelle soddisfazioni che uno si aspetta a livello umano e che evidentemente poi forse il tempo, come gentiluomo, saprà restituire. E poi, lo dico sempre ai miei clienti, penso siate tutti d'accordo con me, non esistono più separazioni dove diventare ricchi, anzi ci si impoverisce tutti, si perde tutti, e quindi bisognerebbe cercare di fare anche questa valutazione, di arrivare in tribunale con le giudiziali solo quando è davvero l'estrema ratio. Questa è la mia opinione di avvocato, ma politicamente devo ringraziare davvero tutti coloro i quali oggi parteciperanno come relatori e anche come uditori, e spero che ciascuno di noi sappia poi farsi portatore di tutte le cose interessanti che impariremo oggi e che possano essere per tutti noi uno spunto di riflessione e di miglioramento. Ringrazio infine la Presidente Magaraggia per aver fatto cambiare pelle all'Ateneo Veneziano, l'Ateneo Veneto, l'istituzione veneziana più antica della città. Lei aveva promesso all'inizio della sua presidenza che avrebbe abbattuto le barriere culturali prima di quelle architettoniche, e per tutte le attività che sta organizzando, anche per il grande apporto e contributo che sta dando alla digitalizzazione, all'informatizzazione, alla comunicazione. La ringrazio ancora per essersi mantenuta la donna libera che ho sempre conosciuto. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, troppi complimenti, mi emoziono. Lascio la parola adesso a Marisa Biaggibetti, avvocato del Consiglio dell'Ordine, con la quale abbiamo fattivamente organizzato questo convegno. Il mio sarà sicuramente un intervento diverso da quello dell'avvocato Pea, anche per ragioni anagrafiche. Intanto vi saluto tutti e veramente vi auguro un buon pomeriggio, anche perché la giornata è sicuramente curiosamente interessante. Ringrazio anche per l'intervento che mi è stato concesso da parte del Consiglio dell'Ordine, dal Presidente e da tutti i consiglieri, e quindi anche da me. L'invito di oggi però mi dà la possibilità, ecco perché dico sono veramente molto contenta, di ricordare e riflettere su un tema, quello della famiglia, che a distanza di 50 anni io trovo ancora terribilmente attuale e dinamico, nel senso che è un continuo divenire. Come studentessa del primo anno di giurisprudenza, quando ho preparato istituzioni di diritto privato, ho dovuto studiare il nuovo diritto di famiglia. Uno dei padri era il professor Carraro, quindi è evidente che era un testo sul quale poi veniva l'alunno, lo studente veniva regolarmente interrogato. E però ho avuto sin da subito la consapevolezza che lo studio di questa materia fosse veramente innovativa e anche profondamente giusta. Era una ragazza di 18 anni, quindi con tutte anche riflessioni, modi di vedere la vita che evidentemente
sono poi mutati nel tempo e anche magari punte acute si sono un po' ammortizzate. Ma la riforma del diritto di famiglia non è soltanto un momento giuridico fondamentale, ma e per alcuni aspetti è stata una riforma rivoluzionaria, ma prende lo spunto, o meglio, è l'onda lunga di un altro intervento importante che c'è stato nel 1970, e cioè l'introduzione della legge Fortuna, Doris Fortuna, detta anche legge del divorzio. Fortuna era il primo firmatario della legge, era un radicale, e questa legge ha creato talmente tanti dibattiti, accese polemiche in un mondo italiano molto e molto conservatore, per cui si sono creati due schieramenti che veramente hanno fatto epoca. Per un verso Chiesa, Democrazia Cristiana e tutti quelli che erano i partiti conservatori, ma dall'altra parte i partiti della sinistra e i radicali. Non dimentichiamo questo, perché sulla scorta del referendum che questa legge ha fatto scaturire, evidentemente si è creato una condizione così importante, così anche in qualche modo dirompente, che io credo il diritto di famiglia, o meglio la riforma che si è verificata poi nel 1975, sia stata la diretta conseguenza. Questo è il mio parere personale. Tenete conto che però in quegli anni, e non è a caso, in quegli anni noi abbiamo avuto come società italiana un momento anche di grande rinnovamento sociale, pensiamo per tutte, nell'ambito del lavoro e del diritto del lavoro, l'introduzione dello Statuto dei lavoratori, nell'ambito della sanità, il Servizio Sanitario Nazionale, punti nevralgici della nostra società, non lo dimentichiamo questo. Ecco perché dico che l'età è un po' diversa rispetto a quella dell'avvocato Pea, ma molti qui sanno di che cosa sto parlando. E quindi consideriamo che la riforma del diritto di famiglia del 1975 si colloca in un momento in cui io ho creato un cuneo profondissimo, legge del divorzio, rispetto a quello che fino a quel tempo era esistito, e cioè il codice civile che prendeva a riferimento una famiglia completamente diversa, fondata sull'indissolubilità del matrimonio. Quindi presupposto completamente diverso da quello che invece poi è stato scardinato con la riforma. A parte tutto questo, l'importanza della riforma ha toccato non solo i coniugi dal punto di vista della parità e parità anche del lavoro che ognuno svolgeva, sia il lavoro casalingo che il lavoro fuori dell'ambito familiare, lavoro che all'epoca era più rivolto al mondo maschile che al mondo femminile, contrariamente di adesso dove le donne lavorano, per principio. Altra cosa, il cognome. Mentre prima il cognome veniva cambiato, con la riforma la donna teneva il proprio cognome o, se voleva, aggiungeva il cognome del marito. Ma ancora, entrambi i coniugi concorrono con la riforma alla conduzione della vita familiare, ad sustinenda onera matrimoniali, attraverso il contributo del proprio lavoro. Ecco l'equiparazione con il lavoro casalingo. E anche nel regime del patrimonio cambia la regola e avviene l'introduzione, e quindi la norma cogente era la comunione dei beni.
e nell'ambito delle successioni. A fronte di un coniuge superstite destinato solo ad essere esclusivamente un usufruttuario, la legge cambia e pone alla stessa stregua dei figli il coniuge superstite, sempre se i figli esistono, ovviamente, dove esistono. E ancora, una volta, troviamo che nell'ambito della separazione, per la prima volta, viene in qualche modo rivalutato il coniuge più debole, che allora era sicuramente la donna casalinga, rispetto al coniuge più forte, economicamente parlando, che in quel caso e all'epoca possiamo dire fosse il marito. Però questa riforma ha, come posso dire, anche attraversato non solo il mondo civile, senz'altro era deputata a questo, ma anche il diritto penale. Perché il diritto penale? Perché la ripercussione è stata sia nell'ambito dell'abolizione del delitto d'onore, sia nell'ambito della abrogazione dell'adulterio, seppur in via gradata. Però non dimentichiamo che accanto all'abolizione di questi reati c'è stata un'altra grossa riforma, che è quella dell'ordinamento e quindi l'introduzione dell'ordinamento penitenziario. Insomma, noi all'epoca, quindi uso il noi collettivo, abbiamo vissuto un periodo di estrema freschezza, di estrema anche positività, e quindi sulla scorta di questo anche modo positivo di vedere le cose, io concludo nell'augurare veramente a tutti un buon lavoro, ma prima di tutto voglio ringraziare la Presidente dell'Ateneo Veneto, la dottoressa Magaraggia, perché è stata proprio l'anima organizzatrice di questo evento. E poi ringrazio tutti i relatori, perché sicuramente sono certa che soddisferanno proprio a tutte queste nostre anche curiosità. Grazie. Grazie. Grazie all'Avvocato Biasibetti. L'ultimo saluto è della Presidente della sezione distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Claudia Brunnino, che invito. Grazie, che pure ha collaborato all'organizzazione dell'incontro. Grazie Antonella. Allora, il mio è un brevissimo saluto istituzionale che vuole mirare a sostenere questo evento. E io faccio il pubblico ministero e non sono nata negli anni 70, quindi ringrazio innanzitutto perché queste occasioni di confronto ci fanno uscire dal nostro ufficetto in cui siamo chiusi a lavorare e non abbiamo la possibilità magari di approfondire tematiche che abbiamo studiato solo all'università o che magari intraprendiamo nel tempo libero. È bellissimo questo evento in cui avete appunto chiamato anche degli esponenti di altri settori, perché il problema qual è? Che il diritto illumina, è un faro per tutti quanti i cittadini che magari non si ricordano tutti i giorni quali sono i diritti per i quali si è lottato nella storia. Nessun diritto poi è acquisito, lo dimostra appunto il fatto che nonostante 50 anni fa formalmente si è posto fine al patriarcato, vediamo tutti i giorni femminicidi che sono appunto il frutto di una patologia che evidentemente affligge questo mondo, in cui la donna ha acquisito tutti questi diritti, ha acquisito le sue parità formalmente. Quindi è importante ricordarci che è stata fatta tutta questa fatica per arrivare sino a qui e che però non dobbiamo dare per scontato che, siccome è scritto nei codici, noi operatori del diritto ogni giorno applichiamo queste garanzie, le persone in realtà ne percepiscano l'applicazione pratica. Quello che posso dire dal mio punto di vista come Associazione Nazionale Magistrati è che la lotta che ci sta, diciamo, coinvolgendo in questi mesi dà la misura del fatto che nessun diritto, nemmeno quello di un potere dello Stato, è acquisito. Quindi ringrazio l'Ateneo Veneto che ha deciso di confrontarsi oggi, dopo 50 anni, in un argomento che mi ha fatto un po', diciamo, sviluppare una ricerca negli ultimi giorni,
E l'immagine che mi è piaciuta di più di questo emblema del 50° del diritto di famiglia è la frase "l'amore è diventato legge". E quindi poi ho approfondito e ho trovato un sacco di libri che non ho letto, quindi ringrazio Antonella perché grazie a lei adesso andrò a comprarmi Diritto d'amore di Stefano Rodotà, del professore, che appunto sviluppa tutta questa riflessione sul perimetro giuridico dei sentimenti. Ringrazio il primo avvocato che è intervenuto appunto manifestando le problematiche procedurali che l'evoluzione del diritto di famiglia dal punto di vista delle ultime introduzioni può aver sicuramente inficiato quello che è lo scopo comunque del processo, però come magistrato ringrazio la possibilità che ho, essendo nata appunto in un'epoca successiva, di applicare un diritto sostanziale che comunque riconosce i diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti molto prima, quindi ecco mi auguro che non ci siano delle inversioni di rotta Speriamo. nel futuro e quindi ringrazio appunto questo convegno perché continuiamo a parlarne evidentemente perché è importante. Grazie ancora. Grazie Presidente. Grazie. Bene, allora iniziamo il nostro convegno. Chiedo a Nadia di venire finalmente. Allora, io parto da un articolo di stampa del 23 aprile del 1975 che titolava "Storica riforma del diritto di famiglia, diventa assoluta la parità tra i coniugi". E ancora, il giornale parlava di rivoluzione, affermando che le famiglie italiane diventeranno più moderne e più libere. Già ha detto bene l'avvocato Biasibetti, cioè tra il 70 e l'80 è stato un decennio formidabile per l'Italia ed è incredibile pensare che è stato un decennio tremendo da un lato perché sono stati gli anni di piombo. Non si può pensare a quante persone sono morte, quanti sono stati gli attentati, quindi voglio dire un decennio buio per il nostro Paese. Eppure è stato il decennio, io credo, dalla Costituzione repubblicana in cui più si sono conquistati i diritti fondamentali, perché li ha già citati l'avvocato Biasibetti, ma del 70 il divorzio, del 70 lo Statuto dei lavoratori, 75 la riforma del diritto di famiglia, 78 la legge sull'equo canone, la tutela di alcune categorie più deboli, 78 la riforma della legge, la legge Basaglia e quindi altra categoria debole e tutelata, del 78 la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, del 78 la legge 194 sul riconoscimento dell'interruzione volontaria della gravidanza. Quindi è stato veramente un decennio in cui si sono appunto riconosciuti diritti che già forse astrattamente si potevano riconoscere con i principi della nostra Costituzione, ma che di fatto sono stati sanciti in quel periodo e di questo non ci avevo pensato, grazie Marisa che lo ha ricordato. Dobbiamo certamente alla, volontà politica, ma in particolare a quella di un partito che è il Partito Radicale. Ed è vero, forse a volte lo dimentichiamo, ma è stato proprio così. Certo, il terreno evidentemente era già maturo e infatti noi inizieremo adesso con la prima relazione, che è quella della professoressa Nadia Maria Filippini, già docente di storia della donna all'Università di Ca' Foscari e curatrice del libro Una democrazia incompiuta, tra gli altri, Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri, che si è sempre occupata della storia delle donne, della storia dei movimenti femministi, perché, come noi sappiamo, le leggi non nascono dall'oggi al domani, anzi tendenzialmente il diritto arriva sempre in ritardo rispetto alla maturazione che si ha nell'ambito della società, per evidenti ragioni, non solo strettamente di carattere burocratico, ma perché deve sancire qualcosa che è già maturo nella società. Per altro verso però ha anche una funzione propulsiva, perché una volta che certi diritti sono riconosciuti, anche chi, non è molto convinto o chi, ha bisogno di tutela, si sente più garantito.
E quindi, come dicevo, tutto non nasce dal nulla. E dietro ci sono tante lotte, e tante lotte delle donne, vero Nadia? Intanto saluto tutti e parto da questo titolo che già anticipa quello che voglio dire nella mia relazione, ma che appunto dovrò ripercorrere abbastanza velocemente. Allora, la storia ci insegna, la storia sociale, la storia delle donne ci insegna un principio elementare, cioè quello che l'abbattimento delle diseguaglianze e la conquista dei diritti non piove mai dal cielo, non è mai gratuita, non è un dono gratuito, ma è sempre il frutto di lotte, di rivendicazioni, l'esito di un percorso molto lungo e tortuoso. In questo senso la storia del diritto di famiglia non fa affatto eccezione, anzi, devo dire, dico anzi perché non solo appunto è l'esito di questo percorso difficile che vedremo, tratterò a grandi linee alcune tappe, risale addirittura appunto alla fine del Settecento, ma arriva dopo che cosa? Dopo il pieno riconoscimento invece della cittadinanza politica, dopo i diritti di voto, cioè addirittura 30 anni dopo, non è poco. Cioè le donne paradossalmente prima conquistano il diritto di voto, cioè possono diventare deputate, senatrici, eleggere ed essere elette, ma non possono comandare in casa, scusate, non possono avere gli stessi diritti e gli stessi poteri appunto del marito, e questo vi sembra ovviamente un dato apparentemente paradossale. Ecco, allora intanto perché questa discrepanza tra diritti politici e diritti civili, sulla quale devo dire si è aperta anche a livello storiografico una grande disputa a partire dalla tesi di Marshall che diceva no, i diritti seguono una traiettoria lineare che va dall'acquisizione dei diritti civili prima nel Settecento, poi nell'Ottocento i diritti politici, poi i diritti sociali, la cittadinanza sociale, e che però evidentemente era una tesi mutuata sul soggetto maschile, non teneva conto delle differenze di genere. Ecco, ma perché dicevo questa difficoltà? Perché, come è stato detto prima, veramente la famiglia rappresenta, il diritto di famiglia rappresentava l'asse portante delle disimmetrie di genere, l'asse, il cardine del patriarcato, della struttura patriarcale. Ecco, questo è il tema. E quindi certo moltissime resistenze proprio per questo, perché era proprio il cuore del patriarcato, termine che, sottolineo, non vuol dire, come etimologicamente qualcuno continua a ribattere, il potere del padre, pater, patriarcato, no, come nell'Ancien Régime, ma vuol dire, cosa vuol dire patriarcato? Vuol dire quell'insieme di valori, poteri e strutture che come vedono all'apice, in una veste prioritaria, proprio il soggetto maschile e il soggetto femminile in una posizione subalterna. Questo vuol dire patriarcato, si intende questo con questo termine. E quindi certo, la riforma del diritto di famiglia ha rappresentato una tappa fondamentale nella storia delle donne, una tappa cruciale, una vera svolta. Eppure, stranamente, per una serie di motivi che cercheremo anche di capire nel corso di questa relazione e di mettere in evidenza, non ha avuto al momento in cui è stata varata, cioè nel 1975, quella evidenza pubblica, quella celebrazione, quella forza dirompente, simbolica, che avrebbe meritato alla luce della storia. Non l'ha avuta, ma devo dire che non l'ha avuta, e qui mi rivolgo soprattutto alle storiche presenti, non l'ha avuta nemmeno a livello di storiografia delle donne, perché la storiografia delle donne ha in effetti insistito molto di più sull'acquisizione del diritto di voto, su cui molto è stato scritto, moltissime pubblicazioni, piuttosto che invece sul discorso dell'acquisizione dei diritti civili. Ecco, quindi c'è
un quid da capire e c'è un quid da sottolineare su cui tornerò più avanti. Ma vediamo un attimo di fare un passo indietro e di vedere prima di tutto che cos'era, diciamo, la situazione precedente al varo del nuovo diritto di famiglia, appunto della riforma del diritto di famiglia del 75. Era in vigore largamente nel suo impianto, a parte qualche comma che era stato poi cancellato, qualche, diciamo così, perché giudicato anticostituzionale, era sostanzialmente in vigore il Codice Civile del 42, che è inutile che io sottolinei che nasce in pieno periodo fascista e ne porta l'impronta, il quale Codice Civile del 42 era mutuato sul Codice Civile Pisanelli del 65, il primo codice unitario, a sua volta ispirato al Codice Civile francese. Che cosa diceva questo codice? Beh, basta leggere l'articolo 144, parlava, a proposito della potestà maritale, il marito è il capo della famiglia, lo sappiamo, molti di noi, come dire, l'hanno sentito quando eravamo piccoli ai matrimoni, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, è obbligata a accompagnarlo ovunque gli crede opportuno fissare la sua residenza. Ora, chiaramente, appunto, il capo, e da questo articolo discendevano a cascata tutta una serie di doveri del marito, certo il dovere appunto di sostenere la moglie, il modello del male breadwinner, cioè la moglie deve essere mantenuta dal marito, l'articolo sull'amministrazione della comunione dei beni, solo il marito, eccetera, e poi l'esercizio della patria potestà, eccetera, eccetera. Quindi discendevano tutta questa serie, ovviamente questa impalcatura. Un'impalcatura che trovava poi riflesso anche nel codice penale. Anche questo vale la pena di ricordare che il codice penale è stato varato in piena epoca fascista e quindi, come dire, un codice penale che prevedeva la cosiddetta doppia morale, soprattutto a livello di adulterio. Ovviamente la moglie adultera punita con la reclusione immediatamente, lei e pure anche il suo amante, ma invece l'adulterio del marito, il marito come dire, era passibile solo se portava la concubina a casa, mi sembra, come dire. E poi via via è particolarmente pesante, fate attenzione perché è un tema attuale che ritorna, come dire, era l'articolo 571 sull'abuso dei mezzi di correzione, che sanzionava l'abuso di chi aveva la patria, l'autorità, ma come dire in famiglia, l'abuso, ma sanzionando l'abuso ne sanciva implicitamente l'uso. Ecco, e qui dobbiamo aspettare addirittura il 1956 perché la Cassazione corregga e dica no, ma questo non vale per la moglie. Siamo all'interno del principio dello ius corrigendi di origine romana, per cui appunto il marito ha diritto di correggere la moglie, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, diciamo tutta una impalcatura assolutamente fortemente gerarchica. Eppure, e qui veniamo al percorso delle donne, le donne si erano battute per una riforma di questi, soprattutto appunto, e rivendicando i pieni diritti civili e politici, si erano battuti fin dall'origine del movimento delle donne, origine del movimento delle donne che la storiografia ormai fissa in un'epoca molto precisa, che è quella fondativa dello Stato moderno, cioè durante la Rivoluzione francese, dove apparve subito molto chiaro che i cosiddetti principi universali di libertà, egalité, fraternité, soprattutto egalité, riguardavano in realtà la metà del genere umano e le donne ne erano escluse. È qui che viene pubblicato questa donna, è una donna molto famosa a livello della storia perché è Olympe de Gouges, che scrive nel 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dove dice molto chiaramente, appunto, rivendica la parità dei diritti, e seguono tutta una serie di articoli molto precisi che lei dice, ma meno noto cos'è? Meno noto il fatto che lei in realtà dedica tutta la parte successiva di questo testo a ragionare su come deve essere l'unione uomo-donna, non nel matrimonio, attenzione,
perché lei neanche ipotizza un matrimonio, immagina un rapporto diverso, un'unione diversa che può avere l'inizio, come dire, una fine, che mette in comune in comunità le fortune, che riconosce i figli da qualsiasi letto, lei scrive, provengano, quindi prima o dopo, che sia l'uno che l'altro ha il diritto di portare il nome del padre e della madre, e così via. Quindi vedete, ipotizza, immagina un modello di unione che è molto moderno oggi, diremo, molto, molto attuale, no? Ma fin da allora. Quindi questo ragionamento proprio sul non matrimonio, insomma, questa formula. E questo pensiero si diffonde poi largamente in Europa tra le giacobine, tra appunto le rivoluzionarie, e qui a Venezia nel 1797 esce questo testo che è uno dei più bei testi scritti del movimento di emancipazione, La causa delle donne. Esce anonimo, ma io l'ho, come dire, attribuito e dimostrato l'appartenenza ad Annetta Vadori, una veneziana. E anche Annetta Vadori che cosa sostiene in questo testo? La parità, ovviamente, la piena parità dei diritti. Abbiamo diritto, vedete, di concorrere alla formazione delle leggi, eccetera, eccetera, di sedere nei tribunali, quindi testo molto avanzato, ma anche poi dice molto chiaramente, parla di una parità all'interno del matrimonio, all'interno della coppia. E questo discorso continua ad essere sostenuto dalle donne anche quando, perché queste sono voci pionieristiche, diciamo fine Settecento, ma questo discorso continua a essere cruciale quando il movimento invece nel secondo Ottocento veramente si struttura, si amplia, diventa un movimento molto diffuso. E guardate un po', appunto, una delle prime nell'Italia unita è Anna Maria Mozzoni, che scrive nel 1865, vi ricordo quindi a pochi anni dalla nascita proprio dello Stato italiano, La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile Pisanelli, e lo critica ampiamente, e lo critica così come lo critica quest'altra giovane, come dire, figura di donna che si chiama Gualberta Beccari Padovana, che è fondatrice del primo giornale emancipazionista d'Italia, La Donna. L'una milanese, l'altra padovana, e sottolineo non a caso questa provenienza lombardo-veneta. Perché? Perché chiaramente le lombarde venete nella annessione al Regno d'Italia perdevano diritti, perché il codice civile austriaco era molto più avanzato del codice appunto Pisanelli, e in questo passaggio molti di loro, che pure avevano combattuto come patriote per entrare e formare lo Stato italiano, si trovano, come dire, doppiamente penalizzate. Dicevo che il primo movimento di emancipazione, il primo femminismo, poi si organizza in maniera molto ampia, si organizza in leghe, in associazioni per la donna, nasce l'Unione Femminile, eccetera, e soprattutto tenta di articolarsi e di coagularsi a livello nazionale, creando proprio un coordinamento nazionale che sarebbe questo Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, no? E chiaramente il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane dà via al primo congresso nazionale, la prima volta che le varie anime del movimento, anche tra loro molto divise, molto separate, anche diverse correnti, le mazziniane, le liberali, le conservatrici, tentano di parlarsi tra loro e di fare una piattaforma unitaria. E ci riescono perché in questo congresso, primo congresso, votano all'unanimità, una mozione da portare in Parlamento che chiede che cosa? L'esercizio della patria potestà, l'abolizione dell'autorizzazione maritale che privava le donne di rappresentanza giuridica proprio e vedeva tutto il patrimonio amministrato dal marito,
l'abolizione del divieto di ricerca di paternità introdotto dal codice napoleonico, e l'equiparazione tra uomo e donna nelle pene relative all'onore, al reato d'onore. Quindi diciamo questa davvero è la piattaforma unitaria su cui si muovono le donne. Poi ovviamente c'erano molte differenze, per esempio le socialiste, qui abbiamo il volto, come dire, della socialista, vediamo, Anna Kulishov, di cui tra poco ricorderemo la figura perché sono i 100 anni dalla sua appunto morte. Le socialiste su questo avevano un'altra posizione, perché loro erano per le unioni libere, appunto, non per la struttura matrimoniale. Ricordiamo Engels, Goebbels, eccetera. Questo era il pensiero, diciamo, originale, ecco, del socialismo. E quindi, come dire, tutto questo fu inutile le petizioni, inutili le raccolte di firme, inutili le manifestazioni. Il Parlamento, ovviamente un Parlamento esclusivamente maschile, vi ricordo, perché il suffragio era solo maschile, era totalmente sordo a queste petizioni, anche se venivano da donne molto autorevoli, anche se venivano da donne che avevano un ruolo molto attivo nelle professioni, anche se venivano da donne, scusate, aristocratiche, perché allora l'aristocrazia aveva anche un peso. Assolutamente no. Sordi tutti, fuorché rarissime figure. Io ne voglio proprio ricordare una, questo Salvatore Morelli, il quale Salvatore Morelli era in maniera dispregiativa chiamato il deputato delle donne. Perché deputato delle donne? Perché si faceva, addirittura parlano di centinaia, 169 ha detto qualcuno, iniziative di riforma presentate da questo senatore. Vedete, l'abolizione della schiavitù domestica, cioè quella delle donne, eccetera. Ma lui, voglio ricordarlo, era importante perché ha addirittura presentato un progetto di legge di riforma del diritto di famiglia nel 1875, che 100 anni prima del nostro riconosceva gli stessi principi, quindi una piena parità, addirittura sul cognome, l'equiparazione dei figli legittimi, illegittimi, cioè sembra di leggere un testo appunto del pieno Novecento. E allora bisognerà, come dire, aspettare non solo un cambiamento sociale molto profondo, la prima e la seconda guerra mondiale. Questa immagine l'ho scelta come simbolo ovviamente della Prima Guerra Mondiale, quando le donne dimostrano chiaramente di essere in grado non solo di reggere il fronte interno, ma di reggere tutta l'economia, era sulle loro spalle, ecco. E quindi in tutta Europa, in effetti, tutta Europa, in molti paesi europei vengono concessi diritti di voto, per esempio. In Italia no, e neanche in Italia. Viene però varata una legge importante, la cosiddetta legge Sacchi, norme circa la capacità giuridica delle donne, che finalmente abolisce l'autorizzazione maritale e ammette le donne alle professioni ad esclusione della magistratura, della carriera diplomatica e dei ruoli di polizia, cioè con esclusioni molto precise che hanno anche un significato simbolico, come capite. E poi, certo, poi ci fu la parentesi del fascismo, bisognerà aspettare la Seconda Guerra Mondiale, con la partecipazione delle donne alla resistenza, con l'attività appunto delle partigiane che contribuirono alla liberazione, per ottenere finalmente l'estensione alle donne del diritto di voto. Con questo decreto, che però aveva una piccola dimenticanza, come forse alcune di voi sanno, cioè veniva concesso il diritto di voto attivo ma non passivo. Ci fu bisogno di una integrazione per concedere alle donne il diritto di voto attivo, cioè perché altrimenti questo non era previsto. Ma ci fu bisogno soprattutto appunto di un testo costituzionale che riconoscesse tra i principi fondamentali questa parità di cittadini davanti alla legge, senza distinzione di tutta una serie di elenchi, razza, lingua, religione, opinioni politiche, eccetera,
ma anche sesso, e l'ho evidenziato perché? Perché fu questa senatrice, Lina Merlin, che volle questo emendamento e insistette molto, dovette fare una battaglia perché fosse inserito, perché gli altri dicevano ma no, ma è chiaro, si dice di tutti i cittadini, e lei sapete che cosa rispose? Una cosa bellissima che da storica apprezzo molto, come dire, la racconta nella sua biografia e dice: signori deputati, io non sarò forse non avrò forse le vostre competenze, ma io conosco la storia e so che durante la rivoluzione francese è successo questo e questo, quindi si impuntò per avere questo discorso di differenza appunto di sesso. Ecco, e però appunto, come dire, la Costituzione diceva una cosa, ma il diritto di famiglia ne diceva un'altra, c'era una grande incongruenza. I cittadini sono uguali davanti alla legge, ma di fatto, diciamo, restavano diseguali nella famiglia, profondamente diseguali. Ecco, e quindi bisognerà aspettare che cosa? Bisognerà aspettare questa ondata, bisognerà aspettare questa rivoluzione femminista, qualcuno ha detto l'unica rivoluzione quasi vincente, con qualche, come dire, cautela del Novecento, ma sicuramente, come dire, un grandissimo movimento che avviene peraltro in un'Italia profondamente cambiata, radicalmente cambiata, dopo il boom economico, dopo le grandissime trasformazioni sociali, anche economiche, culturali, cioè in un panorama completamente diverso. Bisognerà aspettare appunto questo grande momento per vedere attuate tutta una serie di riforme. Ricordava prima giustamente Antonella che gli anni 70 sono gli anni delle grandi riforme legislative sotto questa grande spinta, non solo appunto il divorzio, ma le leggi sul lavoro anche delle donne, le leggi di protezione della maternità, sono anni molto importanti, e finalmente appunto arriviamo alla riforma del diritto di famiglia. Ho finito. Riforma che viene varata appunto il 19 maggio, c'è un errore, del 75, e entra in vigore appunto il 20 settembre. E certo i giornali ne danno ampio spazio. Questo è un articolo del Corriere della Sera e dice giustamente la donna diventa maggiorenne, perché in precedenza la donna era equiparata di fatto a un minore, diventa maggiorenne e poi appunto non esistono più figli illegittimi. Ecco, questo diciamo, quindi l'equiparazione tra figli legittimi e figli illegittimi, che era stata, ecco che cos'era il principio di ricerca della paternità, la distinzione che Napoleone aveva voluto a tutti i costi tra figli legittimi e figli illegittimi. Però, e qui vengo alla domanda che facevo inizialmente, questa tappa importantissima, se pensate alla luce di questi brevi tratti che vi ho indicato del percorso delle donne, su cui bisognerebbe soffermarsi certo molto di più, cioè una richiesta che parte addirittura dalla fine del Settecento, dal periodo napoleonico, dalla rivoluzione, che attraversa tutto l'Ottocento, e però, come dire, nel momento in cui questa legge viene fatta, trova scarsissimo eco all'interno del movimento delle donne. Non ha questa rilevanza pubblica. E il giornale Noi Donne, come voi sapete, molto vicino al Partito Comunista, dedica una copertina e un articolo di fondo, ma è tutto quello che io ho trovato nelle pubblicazioni delle donne. Perché? Perché sostanzialmente, e qui ho trovato questo articolo di Danielle Turone su F, che era la principale rivista femminista del tempo, del 73, quindi ancora quando la legge era in discussione, perché questa legge nasceva già vecchia, nel senso che la società era andata già oltre il movimento del 68, il femminismo. Qualcuno di voi si ricorderà Cooper, La morte della famiglia, cioè già c'era un'altra immagine di famiglia, quella di cui ci parlerà probabilmente dopo Chiara Saraceno. Si parlava di
di amore libero, si parlava di coppie aperte, si viveva anche in comuni, si sperimentavano unioni diverse nel femminismo e nel movimento del 68, cioè molta parte della società era più avanti. Quindi questa legge incredibilmente, che avrebbe meritato, certo il femminismo riconosceva, la stessa Duniel Turone dice si tratta di una legge importante, si tratta di una legge fondativa per alcuni aspetti, però è una legge che nasce già vecchia e non fa altro che registrare quello che è, ma non guarda al futuro. Grazie. Ringrazio molto Nadia Filippini e ho tenuto molto a questo primo inquadramento, cioè alla situazione che ci porta alla legge del 75, perché anche di questo non teniamo memoria, cioè non teniamo memoria di quanto importanti sono stati i movimenti delle donne, che hanno tra l'altro, come dire, abbracciato anche tutto l'arco costituzionale, perché per, come dire, rivendicare certi diritti c'era, come dire, un'opinione trasversale. Se pensiamo alle madri costituenti, erano tutte insieme, dalle socialiste alle democristiane, alle comuniste. Quando si trattava di tutelare questi diritti c'era una trasversalità molto forte, che secondo me è anche un indice della capacità che hanno le donne di fare rete. Ma ecco, è importante ricordare quanto sono stati importanti i movimenti femministi. Quando io sento dire da molte ragazze di oggi io sono per la tutela dei diritti delle donne ma non sono mica femminista, io rispondo peccato, perché il movimento femminista è stato un movimento importantissimo, non ha ottenuto subito ma ha creato quell'humus, quel substrato dove poi si sono innestate le riforme. Quindi, come dire, onore e gloria sempre a quelle donne. Allora, partiamo adesso, siamo arrivati alla legge del 75 e adesso partiamo. Avvocato, quale rappresentante, perché ti abbiamo messo per la quota di genere, Che è quasi sempre minoritario. Che quasi sempre... No, avvocato, tu c'eri a quel tempo, per cui ecco, se vuoi intervenire o lasciamo la parola a Antonella e dopo... Una cosa sola. Ecco, a differenza della collega Biasibetti, io ho studiato il vecchio diritto di famiglia. Ho trovato, guardando in biblioteca, un reperto, sono i 4 codici per le udienze civili e penali, che acquistai, me ne ricordo benissimo, nel novembre del 1970, quando studente di giurisprudenza iniziai le mie lezioni col professor Carraro, che mi insegnò che il marito era il capo della famiglia e che c'era la patria potestà e non certo, non dico la responsabilità genitoriale che era di là da venire, ma ovviamente la potestà genitoriale. Ecco, una sola cosa mi pare manchi a livello di temi su questa prima fase introduttiva. Io vorrei ricordare che la riforma del 75 investì essenzialmente il ruolo della donna nella famiglia, ma modificò alcuni istituti fondamentali, da quello banale sulla maggiore età, perché anche la diminuzione della maggiore età da 21 a 18 anni avviene con la riforma del 75, all'introduzione di alcuni fondamentali istituti giuridici di rilievo economico a partire dalla famiglia, come appunto la comunione dei beni, che diventava il regime fondamentale per cui l'opzione andava dichiarata, ma soprattutto un istituto che poi si è perso un po' di vista nel tempo, che era l'impresa familiare. L'impresa familiare contribuì a dare valore a quello che era il lavoro gratuito che molte donne e molti figli prestavano nelle aziende familiari. E questo è fondamentale ai fini ricostruttivi per capire come questo legislatore, forse non così al passo coi tempi,
ma certamente intervenuto ad innovare profondamente, almeno quello che avevo studiato io ho preso il codice e lo chiusi e questo rimase dove è rimasto per 50 anni in biblioteca. In realtà aveva intravisto anche tutti quelli che erano pesi gravi, pensiamo a come era considerato il lavoro nell'azienda familiare, cioè non c'erano i contratti di lavoro e non c'era nessun vantaggio per chi lavorava. Ecco, mogli e figli venivano normalmente sfruttati dai mariti, padri, imprenditori. Ecco, anche quello è un qualcosa di molto rilevante che io mi sentirei di ricordare come prima battuta in questa fase. Sì, tutti i ruoli sono stati rivoluzionati, tra i coniugi, tra i genitori e i figli, all'interno della famiglia, nel lavoro. Bene, adesso allora partiamo dalla riforma del diritto di famiglia e vediamo cosa è successo in questi 50 anni, impresa ardua, molto ardua, che lasciamo alla Presidente Antonella Guerra, che è Presidente di sezione al Tribunale di Verona, ma diciamo si occupa di una sezione che si occupa di diritto di famiglia, ma che si è occupata di diritto di famiglia da tantissimo tempo e direi con particolare attenzione e competenza, che non è, diciamolo, di tutti i giudici che se ne occupano. Grazie quindi alla dottoressa Guerra, a cui lascio la parola. Buonasera a tutti, io sono davvero contenta di essere qui oggi perché è stato un po' un tuffo nel passato, ho visto tante persone che non vedevo da tempo e che fanno parte anche un po' della mia storia, poi essere qui all'Ateneo è sempre bello. Allora, oggi è il compleanno, festeggiamo il compleanno della riforma della famiglia. È un compleanno importante non solo per i giuristi, l'abbiamo già capito da quello che è stato detto fino adesso. Questa possiamo chiamarla la mamma delle riforme, perché se dobbiamo dare un sesso anche a questa riforma è sicuramente femminile. Io cercherò, appunto, 50 anni sono tanti, e io cercherò di ricordare, di fare con voi un viaggio panoramico a volo d'aquila sulle tappe successive, perché è vero che questa riforma è stata rivoluzionaria, ma secondo me più rivoluzionaria è stato quello che è successo dopo. Ci sono stati in questi 50 anni delle riforme che nel 75, ma anche nell'85, potevano essere ritenute fantascientifiche. Io appunto sono, come diceva Antonella, ho vissuto 25 anni di questi 50, diciamo come spettatrice, anche in qualche modo coinvolta nell'applicazione del diritto di famiglia, prima a Venezia, poi a Padova e da ultimo a Verona. Allora, inizierò un po' appunto a ricordare, come è già stato fatto, le novità più dirompenti della riforma. Poi passerò all'evoluzione che è stata facilitata dalla giurisprudenza e poi dalla legislazione. Giurisprudenza e legislazione sia interna che internazionale. Allora, la riforma. Finisce l'era dell'uomo, abbiamo già capito, dell'uomo unico al comando. Le decisioni in famiglia si prendono sole. Rimane una sbavatura, una stonatura, perché per le scelte che devono essere appunto condivise, qualora non ci fosse accordo e fosse necessario prendere decisioni immediate, comunque decideva l'uomo. Gli indifferibili urgenti, proprio le decisioni indifferibili urgenti, quello che adesso il bis 15 per chi si occupa di diritto di famiglia fa il giudice. Quindi poteva accadere paradossalmente che una donna magistrato, perché nel 75 avevamo già donne poche, ma c'erano donne magistrato, in tribunale dovesse decidere delle famiglie degli altri, ma a casa sua doveva sottostare alla decisione immediata del marito, quindi c'erano degli evidenti paradossi. Poi si è già detto la parità, ecco, vabbè, è già stata ricordata, questi titoli sensazionalistici, la moglie italiana diventa maggiorenne.
Si passa poi, perché si diventa maggiorenni, quello che dico io ai miei figli, tu sei davvero autonomo e indipendente da me quando ti mantieni. Altrimenti, io avrò sempre l'ultima parola, perché sa, l'emancipazione deriva anche dall'autonomia economica. Quindi giustamente si dice che la riforma, anche con questo appunto rafforzamento dei diritti successori, con la comunione legale dei beni, che tra parentesi per chi vive in questo mondo è stata sostanzialmente superata dai fatti, perché credo l'80% delle coppie sceglie la separazione dei beni, quindi insomma è stata vanificata. Ecco, dicevo, però tendere alla parità economica. E qui sempre un articolo del Corriere della Sera: cara signora, ora le spetta mezzo stipendio di suo marito, così titolavano. Evidentemente è un titolo, sa, il giornalista ha cercato, qui poi c'era un'intervista a Corso Bovio, che poi però si è occupato di commerciale e societario, quindi all'epoca insomma aveva un po' guardato velocemente. Ecco, ma forse il tema, perché in realtà non era così nemmeno con la comunione legale. Ecco, quindi dico, c'è questa, ma sappiamo che ci vuole ben altro che una legge per raggiungere la parità economica, ma ci vogliono interventi appunto economici, sociali, e ancora oggi è inutile che facciamo ipocrisia. Il 99% dei contributi di separazione degli assegni divorzili sono a favore delle donne. Quindi la parità economica, siamo ancora oggi nel 2025 lontani dal raggiungerle. Ecco, poi è già stato ricordato la filiazione, non ci sono più figli legittimi, figli solo, si introduce questo termine naturale, e cessa la patria potestà. Ecco, cessa nella legge perché allora purtroppo devo dire ancora patria potestà o potestà genitoriale, come vedremo è pure superato, è utilizzatissimo nel linguaggio comune. Ma vi dico, in atti mi capita ancora di leggere negli atti, in atti notarili. Io quando colleghi magari che arrivano alla sezione famiglia mi parlano di patria potestà, vedete, io sono una persona mite, però mi innervosisco. Quindi ancora stiamo attenti, cioè se già oggi, dopo che usciamo da questa stanza, tutti noi ci permettiamo di non usare più potestà, non solo patria, perché immagino siate tutti bene, ecco, così non si usa più, così figli legittimi. Però insomma cessa nella carta, per fortuna, finalmente cessa. Si democratizzano i rapporti tra genitori e figli, si attenua questa gerarchia che è verticale e non orizzontale come quella tra coniugi, e la maggiore età è già stata ricordata anche dalla professoressa Filippini, anzi no, è stata ricordata dall'avvocato Biasibetti, la sostituzione del cognome. E questa è davvero importante, cioè che mette nel 1975 l'Italia all'avanguardia mondiale. Allora, un sondaggio brevissimo. Chi di voi sa chi è la signora Margaret Roberts? Ecco, brava, bravissima, però vedete, una su un gruppo di 40, 30, ecco. E la signora hai visto il film? Però appunto e la signora Kastner? Qui zero. E la signora dopo ve lo dico, e la signora Rodham, non vedo mani alzate. Hillary Clinton, la signora Rodham, Angela Merkel, la signora Kastner, e appunto Margaret Thatcher, la signora Roberts. Quindi 3 donne che sono state forse le donne più potenti, nel vero senso della parola, degli ultimi decenni, non erano conosciute con il loro nome di nascita. Quindi in Italia già
nel 75, ciascuna di noi, cioè chi di noi è diventato appunto professore universitario, magistrato, cioè, non ha più usato il cognome, cioè non ha mai usato il cognome del marito. Quindi rimanevano certo delle stonature, nonostante questa riforma, una l'ho già detta, quella appunto delle scelte urgenti, nel penale è stato detto delitto d'onore e matrimonio riparatore che vengono aboliti dopo, matrimonio riparatore, ossia l'estinzione della pena e del reato se lo stupratore sposava la vittima, quindi una violenza doppia. Rimaneva però una persistente discriminazione dei figli naturali, perché non avevano i pari diritti successori rispetto ai figli nati da coppie coniugate, non avevano rapporti di parentela con i parenti del genitore che aveva riconosciuto. Quindi non erano nemmeno fratelli, cioè con i figli dello stesso genitore. E questo però aveva un'apparente copertura costituzionale. Articolo 29, secondo comma, dice sì della Costituzione, dice uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ma con i limiti stabiliti dalla legge a tutela dell'unità familiare. L'unità familiare veniva prima della parità, dell'uguaglianza giuridica. Parimenti, articolo 30, terzo comma, mi pare, della Costituzione, sui figli nati fuori del matrimonio, dice sì, vanno tutelati, ma questa tutela deve essere compatibile con i diritti dei membri della famiglia, quella legittima. Quindi rimanevano queste stonature. Allora, la famiglia, è vero che, come diceva prima la professoressa Filippini, effettivamente era già cambiata, la famiglia nel 75 era già più avanti della legge, ma è vero anche che la realtà del 75 era profondamente diversa da adesso e chiaramente il legislatore con il parametro costituzionale aveva in mente la famiglia fondata come società naturale fondata sul matrimonio. Qui quella delle convivenze, le convivenze c'erano, ci sono e appunto la società è cambiata e il ruolo della giurisprudenza è stato decisivo nel riconoscere per aspetti diversi la tutela delle convivenze di fatto. Allora penso al risarcimento dei danni riconosciuto, cioè riconosciuto anche al convivente in caso di morte del compagno o della compagna o macrolesioni. Poi ricordo anche l'impresa familiare che veniva prima menzionata, che però, ecco no, attenzione, però l'impresa familiare ha avuto un percorso che è finito l'anno scorso, nel senso fino al 2016 il convivente che partecipava al lavoro dell'impresa familiare non aveva alcun riconoscimento, erano riconosciuti il coniuge, i parenti entro il terzo grado, se non mi sbaglio, e gli affini addirittura, cioè il suocero, nuora, eccetera, ma non il compagno che magari per 20 anni aveva lavorato. 2016 viene con una legge introdotta una tutela seppur diversa e minore, la Corte Costituzionale nel 2024 dice non va bene così, la tutela deve essere pari. Ecco, come si diceva, la giurisprudenza spesso, che poi la giurisprudenza, adesso parlo anche agli avvocati, non sono i giudici, cioè solo, nel senso che i giudici decidono dietro la sollecitazione degli avvocati, cioè quando vengono portati i casi in tribunale. Quindi la giurisprudenza io la attendo sempre come una coralità di riflessione. E quindi dico, la giurisprudenza è intervenuta spesso, e soprattutto in questo settore delle convivenze,
prima del legislatore e più prontamente, magari in modo meno organico, però volevo anche riflettere, questa è una riflessione che vi pongo, non sempre è un percorso facile, cioè ci sono, anche quando il diritto, la Corte Costituzionale, i tribunali riconoscono queste tappe di queste evoluzioni familiari o parafamiliari, è un percorso complicato che spesso ha battute d'arresto, ritorna indietro e poi arriva alla conclamata tutela. E io penso sempre a due esempi. Uno, quello che ho appena fatto, appunto, dell'impresa familiare, e poi vi dirò. Poi c'è quella dell'adulterio, che è vero che è prima della riforma del 75, ma ricordiamoci che appunto questa legge penale ingiustissima, perché allora per la donna bastava un rapporto sessuale, un'avventura, diciamo. Per l'uomo appunto ci voleva una relazione adulterina, pubblica o addirittura in casa, perché si avesse cioè, è veramente per la mentalità ovviamente di adesso, una macroscopica ingiustizia. Questo accadeva dopo la Costituzione. Ora, la Corte Costituzionale, quindi il massimo organo, nel 61, perché 3 volte è andata alla Corte Costituzionale, dopo nel 68 cede, e dice: l'azione disgregatrice che sull'intera famiglia, sulla coesione morale, cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale in il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sull'educazione e sulla disciplina morale, che in specie nelle famiglie, e sono la maggior parte, tuttora governata da sani principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale. Allora, ora che la moglie concede i suoi amplessi ad un estraneo apparso al legislatore in base, come si è detto, alla prevalente opinione, quindi non era più diritto, era prevalente, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Allora, per i giuristi che sono in sala, allora erano Sandulli, e chi è della mia generazione ha studiato diritto amministrativo su Sandulli, ecco, Jäger, un civilista, e Mortati, un costituzionalista che era per la Costituzione materiale. Evidentemente la Costituzione materiale nel 61 era questa, cioè di fronte, ecco, anche il massimo organo giudiziario italiano, di fronte a un sentire sociale, religioso, culturale, non va oltre. E questa è la realtà, però insomma questo mi sembra sempre l'esempio più eclatante, ma ce ne sono anche altri proprio in materia, dicevo prima, dell'impresa familiare. Dice no, l'impresa familiare è solo la famiglia legittima, è individuata nei più stretti congiunti, che un'equiparazione fra coniuge e convivente si pone in contrasto con la circostanza che il matrimonio determina a carico dei coniugi conseguenze perenni ed ineludibili, cioè basta venire nei tribunali, ecco. Mentre la convivenza è una situazione di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale ad nutum. 94. Quindi, cioè, che la società era già molto più avanzata. Quindi dico, sì, e qui si parlava di diritto del lavoro, cioè che appunto il convivente che aveva lavorato magari per anni rendendo più florida l'impresa. Finalmente nel 2025, dopo la sentenza, la Cassazione fa marcia indietro, anzi marcia avanti, e dice sono un diffuso fenomeno sociale, trova tutela nell'articolo 2, quindi doveri, e poi la Cassazione giustamente dice non è ammissibile il lavoro gratuito, che questo è un altro principio costituzionale. Ecco, quindi dico, questa è una lunga parentesi, e scusatemi, perché per dire che la giurisprudenza intercetta prima i bisogni sociali, ma in questo campo del diritto di famiglia è forse più prudente che in altri,
proprio sappiamo che ogni decisione che non sia perfettamente in linea col sentire sociale determina spesso molte polemiche. Ecco, forse solo quando i tempi sono maturi si arriva appunto alla decisione. Allora, ritorno per dire che vabbè, la situazione giuridica delle convivenze di fatto è, diciamo, ormai abbastanza assestata, però ovviamente, siccome non si può mai stare tranquilli, nel primo decennio di questo secolo viene fuori la questione delle tutele per le coppie dello stesso sesso. E qui c'è una storia veneziana di questo, perché nel 2009, al di là del canale Tribunale di Rialto, viene depositato un ricorso di due signori che avevano avuto una lunga relazione e avevano chiesto al sindaco del comune di Verona di pubblicare il loro matrimonio, e gli era stato ovviamente rifiutato, e ovviamente perché il sistema non lo prevedeva, e propongono ricorso e chiedono al Tribunale di Venezia di ordinare al sindaco di pubblicarle. Grande imbarazzo. Allora abbiamo molto riflettuto, abbiamo messo totalmente da parte, come secondo me l'etica del giudice impone, i nostri convincimenti personali, morali, religiosi, e abbiamo cercato di valutare la questione in diritto. Allora, abbiamo detto il diritto a sposarsi è un diritto universale, riconosciuto da tutte le carte, eccetera. Il diritto di scegliere con chi sposarsi è un corollario del diritto, perché se io non posso scegliere con chi sposarmi, che diritto è, no? Infatti non... C'è un principio di uguaglianza, c'è un articolo 2 della Costituzione, c'è un articolo 29 che appunto... E abbiamo detto, vabbè, la questione non è manifestamente infondata, e abbiamo rimesso alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza 138/2010, che viene ricordata come una delle sentenze storiche della Corte, penso a un certo punto era tra le prime 10, ci dice no, non c'è un diritto al matrimonio, non è vincibile, non c'è un problema con l'uguaglianza, però dobbiamo riconoscere che c'è un diritto appunto a... scusate, eccolo qua, no, era ancora impresa familiare, scusate. Allora, dice che l'unione omosessuale deve essere annoverata tra le formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento con i connessi diritti e doveri. Quindi riconosce un diritto ad una formazione sociale che deve essere regolamentata. Da lì parte il percorso che porterà nel 2016, legge 76 del 2016, la legge Cirinnà, che appunto regolamenta le unioni civili e le convivenze registrate e non. Ecco, i numeri, perché poi di questo, allora io ero curiosa di sapere, 4.376 nell'imminenza, perché appunto l'entusiasmo della novità, 2.808, 2.200, poi durante l'anno del Covid ovviamente è crollato, 3.490, 2.813 e 3.000, quindi possiamo dire sono circa 3.000 euro 3.000 unioni civili all'anno. Ecco, dico subito che chi temeva che i tribunali sarebbero stati invasi dai divorzi per vari motivi, ecco, a Verona ne abbiamo avuto uno di scioglimento dell'unione civile.
Ecco, le unioni civili hanno più o meno gli stessi diritti, anzi qualcuno sostiene che i diritti sono anche maggiori del matrimonio, perché c'è il diritto all'infedeltà e poi c'è lo scioglimento del matrimonio, dell'unione, scusate, senza necessità di passare per la separazione, quindi c'è il divorzio diretto. Oggi la Cartabia parla chiaramente di famiglia, addirittura istituisce un tribunale per le famiglie. Ecco. Quindi la domanda che mi pongo è la definizione di famiglia dell'articolo 28, società naturale fondata sul matrimonio, è ancora valida? La famiglia, cioè, è un'isola nel quale il diritto, non si diceva, no? Iemolo, credo, sì, Burdese ce lo diceva a lezione, sì, che il mare del diritto dovrebbe solo lambire, oppure è diventata in fondo un arcipelago. Se ho ancora tempo parlerei della separazione e del divorzio. Cos'è cambiato la separazione e il divorzio? Cioè, io credo che le modifiche più importanti siano quelle, uno, che è cambiato per chi d'accordo vuole separarsi o divorziare, c'è una deregulation chiara, nel senso che abbiamo la negoziazione assistita che non era nemmeno ipotizzabile nel 75, abbiamo gli accordi anche davanti all'ufficiale di Stato, davanti al sindaco, davanti all'ufficiale di Stato civile. Anche il procedimento oggi può essere cartolare, trattazione scritta di fronte agli accordi. È venuto meno anche un po', cioè è desacralizzato il matrimonio, perché io ricordo sempre che c'era questo presidente del tribunale nell'ottica, no, doveva fare l'udienza e il tentativo di conciliazione. Ecco, tutto questo è cessato, c'è una vera desacralizzazione. Cumulo, separazione, divorzio breve, questo, ecco, dico una cosa, il divorzio breve è stato sicuramente una novità legislativa, nel senso che la giurisprudenza evidentemente non ha influito, però sicuramente c'è anche un confronto con altri sistemi, cioè di diritto comparato. Ormai il nostro ordinamento è un unicum perché prevede separazione e divorzio. In altri sistemi c'è il divorzio diretto. Quindi si era creato un turismo divorzile in Regno Unito, in Romania c'era con poche centinaia di euro e poco tempo si riusciva ad ottenere un divorzio diretto. Poi sarebbe divertente, ma non c'è tempo, la storia di come si è scoperto che appunto coppie di italiani andavano a Londra a divorziare. Ecco, io mi piacerebbe di... ecco, c'è ancora tempo. Sì. Perché, scusatemi, ma... ecco. Sì, poi c'è molto anche sull'affiliazione, da dire come è cambiata l'affiliazione. L'affiliazione con la piena recuperazione nel 2012-2013 dei figli nati da coppie coniugate e non coniugate, abolizione anche dei figli naturali. Oggi non ci sono più figli naturali e innaturali, che già lì non andava bene, ma ci sono figli e basta. E il pari diritti successori, di parentela. Poi c'è la tecnologia che ha cambiato anche l'affiliazione per la procreazione medicalmente assistita. La legge del 2004 è stata rivista totalmente dalla giurisprudenza, perché sono stati introdotti nuovi casi in cui può essere fatta, e poi anche qui quello dei figli o delle figlie delle coppie omosessuali è stato uno dei grandi temi del diritto di famiglia degli ultimi 10 anni, che anche qui la giurisprudenza all'inizio rigida, resistente, così diceva non diceva, poi ha affrontato sempre più il tema guardando non tanto i diritti dei genitori, ma i diritti dei bambini e delle bambine, che
a non essere discriminati per l'orientamento sessuale dei genitori e quindi avere anche loro una vera bigenitorialità, di avere due persone che se ne occupano da tutti i punti di vista materiale, eccetera. Sull'internazionale, con l'internazionale una volta si diceva, io dico solo questo, sull'influenza del diritto internazionale una volta si diceva che il diritto di famiglia era il tipico diritto proprio nazionale, perché diciamo, esprimeva le tradizioni, la cultura, l'impostazione dello Stato. Oggi questo è sempre meno vero, perché la gente viaggia, si trasferisce in altri paesi, conosce altre realtà, e poi abbiamo l'Unione Europea che con regolamenti proprio ha anche cambiato il lessico del diritto di famiglia. Responsabilità genitoriale non è non è un'espressione italiana, viene appunto da terminologia del diritto dell'Unione. Quali sono le nuove frontiere? Qui ci sarebbero le nuove frontiere del diritto di famiglia che intravedo. Allora, o meglio, che possiamo immaginare. Allora, innanzitutto superamento della separazione e divorzio. I tempi sono maturi, la Cartabia ha introdotto anche il cumulo delle domande, cioè si possono presentare un processo ma 2 sentenze. Poi maggior tutela per i conviventi delle non matrimoniali quando la relazione finisce. Abolizione dell'addebito, che è un istituto medievale, secondo me, o meglio, ante ancora Costituzione, che è come avere un software dell'800 su un computer del 2025. E spiega cos'è l'addebito, perché c'è qualcuno che non è giurista. Giusto, è appunto l'attribuzione della responsabilità della separazione per la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio. Ecco, evoca molto quello che c'era pre-riforma della separazione, che era consentita o d'accordo o per colpa. Quindi e che determina un dispendio, un acuirsi del conflitto senza oggi nessuna vera utilità, perché dopo un anno dalla separazione giudiziale si può ottenere il divorzio, quindi gli effetti dell'addebito sono transeunti, e quindi secondo me poi il superamento anche della rigidità del diritto successorio, perché è vero bene che la moglie, però ecco qui come il matrimonio, a differenza di quello che si diceva la Corte Costituzionale, non è più perpetuo, ci sono i coniugi di seconde, terze e quarte nozze che si devono confrontare con, questo sia un tema che so che è dibattuto. Poi superamento, secondo me, per il contributo al mantenimento in separazione del parametro del tenore di vita, che gli stessi economisti ti dicono che non è sostenibile. Il tenore di vita è incompatibile con 2 case, 2 menage, e anche col diritto, che pure si riconosce, a riformarsi una famiglia. Poi sarebbe anche un bel discorso sulle assegnazioni. Voglio chiudere con anche una maggior incentivo alla mediazione familiare, anche rendendola obbligatoria, al di fuori dei casi ovviamente di violenza. Io avrei tantissime cose da dire, però non voglio assolutamente. Ecco, io ringrazio, credo che sia stato molto bello, tanto ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato, che sono venuti oggi, l'Antonella, e credo che sia molto bello che abbiamo festeggiato oggi la riforma, perché se siamo professoresse universitarie, giudici, avvocate, professioniste, presidente di un'istituzione antichissima e prestigiosissima come l'Ateneo, e anche grazie alla riforma del diritto di famiglia, e che ha cambiato la mentalità dei nostri genitori o dei nostri nonni. Grazie. Ringrazio la Presidente Guerra perché ha dato un affresco, ma anche un affresco
devo dire sentito, anche nella difficoltà del giudicare queste vicende. Mi è venuto in mente mentre parlava, a proposito di maschilismo, che quando io mi sono sposata facevo il pretore e ovviamente avevo il mio nome e cognome fuori dall'ufficio, dottoressa Antonella Magaraggia. Mi sposo, torno dal congedo matrimoniale e trovo il cartello cambiato. Io sapevo chi, cioè c'era un cancelliere veramente maschilista, il quale aveva avuto la carineria di non togliere il mio cognome, ma di aggiungerlo. Ovviamente gli ho fatto subito togliere l'aggiunta, ma per dire eravamo nel 1992. Quindi io da quel momento non ero più la dottoressa Magaraggia, ma ero la dottoressa Magaraggia Bondi nella sua testa. Al di là delle battute, invece, vorrei fare una piccola chiosa sul discorso di famiglia, perché la Presidente Guerra diceva ma quale famiglia? Anche l'articolo della Costituzione, in effetti, famiglia naturale fondata sul matrimonio sembra un ossimoro, perché se è famiglia naturale non deve essere necessariamente fondata sul matrimonio. Però io credo, ma qui non sono una costituzionalista, che l'origine di quella norma, che adesso ci pare un po' fuori tempo, derivava da questo, cioè che si voleva dare un valore in sé alla famiglia indipendentemente dallo Stato. Eravamo appena usciti dal regime fascista che aveva fortemente, come dire, condizionato il sistema familiare, dandone una sua, come dire, definizione e quindi coltivando quell'idea che aveva di famiglia, e quindi credo che i costituenti avessero adottato questa formula proprio per dire guarda che la famiglia esiste prima e indipendentemente dallo Stato. Certo che letta adesso in effetti ci fa un po', come dire, ci crea qualche problema. Io credo che nessuno riesca a trovare veramente una definizione di famiglia. Io credo che quello che deve essere tutelato sia il diritto alla vita familiare, ma che poi la nozione di famiglia sia una nozione che cambia con i tempi, con i luoghi, con le impostazioni sociali, con le impostazioni religiose. Quello che è importante è che una volta che ci sia una famiglia, quale che essa sia, questa venga tutelata. Quindi un diritto alla vita familiare, che è un diritto tra l'altro riconosciuto dalle varie convenzioni. Allora siamo nella seconda parte del nostro convegno e chiamo il dottor Falcone, che farà seguito alla relazione della professoressa Chiara Saraceno, che spero sia in collegamento. Allora, la professoressa Saraceno, sociologa, professoressa emerita dell'Università di Torino e autrice, tra le tantissime pubblicazioni, di una che vogliamo citare perché è recente, ma anche perché è molto in tema con il nostro convegno, e si intitola La famiglia naturale non esiste. Ecco, la professoressa, il titolo della relazione è La famiglia negli ultimi 50 anni, tra tradizione e trasformazione. E quale famiglia, volutamente l'abbiamo messo tra virgolette, proprio perché forse nemmeno noi riusciamo a darne una definizione, quale famiglia nel futuro. Non entrerò in merito al titolo cosiddetto provocatorio del mio libro, anche se per noi studiosi della famiglia in realtà è un'ovvietà il fatto che la famiglia non sia naturale, ma sia socialmente e normativamente costituita. Cioè, che cosa è una famiglia? È oggetto di di definizione normativa, sociale e così via. No, quello che farò invece è parlare di cosa è successo alla famiglia italiana negli ultimi 50 anni e che cosa possiamo prevedere per il futuro. Sono successe diverse cose, sia a livello demografico, oltre che quelle giuridiche di cui avete parlato voi, legislative, sia a livello demografico
che hanno cambiato insieme in parte la forma, ma in parte anche il ciclo di vita della famiglia, sia a livello organizzativo interno e di ciò che ci si aspetta da quelli che vengono definiti i ruoli familiari. Ed è anche cambiata perché quella pluralizzazione dei modi di far famiglia che sembrava e che per alcuni tuttora sembra una cosa un po' strana, anomala, soprattutto se si pensa che la famiglia sia soltanto naturale, ci sia un unico modello naturale di far famiglia, non è più oggetto soltanto di esperienza perché ci si confronta con società altre, ma è entrato nella nostra stessa società. Vediamo uno per uno questi punti. Il cambiamento demografico, che è a sua volta anche l'esito di cambiamenti nei comportamenti, in particolare nei comportamenti delle donne, è sicuramente quello che ha più cambiato la famiglia così come appare quando si scatta la fotografia dei censimenti. Qui bisogna stare molto attenti, anche di recente sono usciti i dati sulle famiglie italiane, che erano i dati su come sono composte anagraficamente le famiglie, da cui emergeva come ormai i soli, che in Italia continuano a essere chiamati famiglia, chi vive da solo, nella misura in cui non vive in un orfanotrofio, in un pensionato, in prigione, eccetera, si chiamano famiglie unipersonali, è un po' buffa, un concetto un po' curioso. Comunque le famiglie dei soli sono diventate molto molto più numerose che 50 anni fa, e viceversa le famiglie con figli che erano il tipo di famiglia prevalente al momento in cui si scattava la fotografia, si sono fortemente ridotte. Tanto per darvi un'idea, nel censimento del 1971, che già segnava, era già l'esito di questa tendenza, la faceva già vedere bene, però c'erano, come dire, le famiglie composte di 4 persone erano il 20%, anzi il 21%, e le famiglie unipersonali, cioè quelle composte da una persona sola, erano un po' meno del 13%. Nel 22 invece le famiglie unipersonali sono diventate il 37,4%, quindi una cosa enorme, mentre invece le famiglie con 3 componenti, in cui si pensa che ci sia almeno un figlio, sono scese sotto il 18%, quindi cambia molto. Però bisogna stare molto attenti, perché dire famiglie senza figli o famiglie unipersonali non significa, non va confuso con il fatto che queste famiglie senza figli siano sempre state, queste persone siano sempre state senza figli o lo saranno per sempre, così come le persone che vivono da sole non necessariamente hanno vissuto sempre da sole. E questo, come dire, ha a che fare appunto con il mutamento demografico, perché quanto più diminuisce il numero dei figli per famiglia, diciamo, per donna, perché è così che vengono calcolati, tanto più facile è che una famiglia, anche una coppia, possa rimanere per lunghi periodi della propria vita di coppia senza figli prima di averli e soprattutto dopo averli avuto, ma quando questi sono usciti. Quando c'erano tanti figli, ora che l'ultimo figlio era uscito di casa,
come dire, si era molto dentro la vecchiaia, mentre oggi, nonostante in Italia i figli escano ancora molto tardi rispetto ad altri paesi della famiglia d'origine, se sono pochi, comunque sia, a un certo punto questo succede, tanto più che si è allungata le speranze di vita si sono allungate, quindi il rimanere in età anziana per molti anni senza figli è dovuto anche a questo miglioramento delle speranze di vita. Quindi questo significa che è cambiato il ciclo di vita delle famiglie. Non solo è cambiata la composizione, ma cambia, come dire, in modo diverso la composizione lungo il ciclo di vita. E ahimè, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, può capitare, anzi capita spesso, che anche le coppie che non si sono mai separate, che non hanno mai subito una rottura, a un certo punto finiscano con rimanere con una persona sola. E sono per lo più donne, no? Ed è per questo che in Italia, ancora più che in altri paesi, se noi guardiamo chi sono come sono fatte queste famiglie di una persona sola, sono prevalentemente anziani, anzi anziane, perché le donne vivono più a lungo, perché soprattutto nel passato, quando queste donne si sono messe in coppia, prevaleva il modello in cui lei era più giovane di lui e quindi è più facile che queste persone, queste donne si trovino da sole. Ma accanto a questi mutamenti dovuti alla demografia, che sono i miglioramenti della speranza di vita, sono dovuti ai miglioramenti in generale delle condizioni di vita, la riduzione invece delle nascite è dovuta a scelte delle persone, in particolare delle donne. C'è un altro fenomeno che impatta sulla diversificazione lungo il ciclo di vita delle famiglie, ovvero che la separazione e il divorzio, l'instabilità coniugale o comunque dei rapporti di coppia, che sicuramente è molto, molto aumentata negli ultimi decenni, per cui sono emersi non solo sia soli che non sono ancora anziani, ma che si trovano per un periodo più o meno lungo, più o meno permanente della propria vita a vivere da soli, e sono per lo più uomini, mentre gli anziani sono per lo più donne. E accanto a questo le famiglie con un genitore solo, non vedovo. Questa è la novità, perché sicuramente nel passato, soprattutto lontano, la vedovanza era cioè il fatto di rimanere orfani da piccoli e vedove o vedovi era un fenomeno abbastanza diffuso, a vedovanza non in età anziana, laddove oggi invece le persone, le famiglie in cui ci sono figli, ma un solo genitore non è vedovo, sono più prevalentemente famiglie in cui il genitore non è vedovo, e quindi c'è un solo genitore, vuoi perché non hanno mai convissuto in due, quindi non c'è mai stata una coppia convivente all'origine, vuoi più spesso perché la coppia convivente, spesso anche sposata, si è rotta, e quindi anche questo in modo più o meno permanente rimane il genitore solo o la genitrice sola, più spesso con figli. Ma questo dà anche luogo al fenomeno dell'emergere e del diffondersi di quelle che vengono chiamate famiglie ricostituite, che queste sono aumentate in modo statisticamente significativo, che anche questo, anche nel passato c'erano, anzi ci sono anche nella tradizione delle nostre favole. Cenerentola abitava in una famiglia, era figlia in una famiglia ricostituita, il padre vedovo si era sposato con una vedova,
e c'erano appunto figli di, come si diceva allora, di letto diverso, di letti diversi. Ma appunto queste famiglie ricostituite, per lo più era l'uomo che si risposava, erano tali per vedovanza di uno o di entrambi i coniugi, laddove oggi le famiglie ricostituite sono più spesso tali perché uno o entrambi i partner provengono da una coppia che si è sciolta, che si è rotta, si è disfatta, ma in cui i partner continuano a essere viventi e spesso presenti, soprattutto se ci sono dei figli. Questo anche scombina o complica i confini familiari, perché dal punto di vista dei figli, nei casi auspicabili di mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori, in realtà le famiglie sono due, non è una sola, i figli transitano tra una famiglia e l'altra. Infatti nella letteratura anglo-americana si parla a questo proposito di persone bifamiglia, cioè di figli con bifamiglie, a prescindere dal fatto che abbiano residenza da una parte o dall'altra, ma dal punto di vista relazionale ci sono due famiglie, appartenenze a due famiglie. Quindi già questo ci fa vedere come anche senza particolari, salvo il divorzio, innovazioni legislative, i modelli di formazione della famiglia si sono un pochino non solo cambiati ma diversificati. Appunto, il divorzio permettendo nuovi matrimoni o comunque nuove coppie ha consentito il formarsi di questo tipo nuovo di famiglie. E in questo stiamo, come dire, ancora dentro la famiglia standard fondata sul matrimonio, come dice la Costituzione. Se però guardiamo altri cambiamenti che ci sono stati nei comportamenti, vediamo che ci sono anche altri cambiamenti in corso, ovvero proprio nella modalità di come si arriva a formare la famiglia. L'Italia da questo punto di vista lo mostra più tardi alcuni fenomeni rispetto ad altri paesi europei. Ricordo che ancora negli anni 70 si diceva che in Italia le convivenze non davano segni di vita, ancora negli anni 80, anzi i 90, non davano, come dire, erano un fenomeno statisticamente non significativo, e riguardavano per lo più, tra l'altro, persone che uscivano da un matrimonio e stavano aspettando di poter divorziare perché c'era il periodo di attesa, e quindi a volte convivevano in attesa di potersi sposare. Oggi invece anche in Italia, seppure con una intensità ancora più bassa che in altri paesi europei, si è molto diffuso il fenomeno del convivere senza matrimonio, magari in attesa o prima del matrimonio. Oggi un matrimonio su 3, se non vado errata, gli ultimi dati, è preceduto da una convivenza abbastanza lunga, di almeno un anno, eccetera. Quindi vuol dire che un sociologo francese a questo proposito parlava di coppia a piccoli passi, cioè questo fatto che non occorre più la sanzione del matrimonio per andare a vivere assieme, il che significa anche che la sessualità, soprattutto femminile, sia disimplicata dal matrimonio e anche dalla riproduzione. Quindi un matrimonio su 3 è preceduto da una convivenza,
e il che significa che il matrimonio, come già negli anni 70 nei paesi nordici, è diventato più un rito di conferma che un rito di inizio, che una, sì, dopo un po' che si vive assieme dice va bene, ci possiamo sposare. La cosa ancora più interessante è che, e questo è un fenomeno ancora più recente, ma piuttosto consistente, che ha avuto una forte accelerazione, è il fatto che oggi, oggi ci sono molti figli che nascono pochi bambini, però una percentuale consistente dei figli nasce fuori dal matrimonio, ma non come gli illegittimi di un tempo perché non si voleva, perché non volevano, nasce dentro una convivenza per lo più. No, se non sbaglio, l'ultimo dato che ho visto addirittura parla del 40%, che mi sembra un po' alto. A me risultava che era almeno 1 su 3, 1 su 4, ma comunque è una percentuale molto consistente. Questo significa che molte convivenze si vivono come non diverse da un matrimonio. Ecco. Quindi possiamo dire che le convivenze hanno assunto la fisionomia del matrimonio o viceversa. Comunque la distinzione tra convivere e sposarsi è diventato più labile, più flessibile. In parte ciò è stato anche favorito dalla tardiva eliminazione di ogni distinzione tra figli naturali e figli legittimi, che come voi sapete è in Italia avvenuta soltanto nel 2012. C'era stato il passaggio del 1975, ma la perfetta equiparazione, per cui non occorre neanche più legittimarli, ecco, quando ci si sposa, è avvenuta nel 2012. Quindi questo in qualche modo ha alleggerito la necessità di sposarsi per garantire ai figli gli stessi diritti dei cosiddetti legittimi, lo stesso sistema parentale, lo stesso eccetera, perché appunto non ci sono più differenze. Quindi questo è stato di nuovo un grande mutamento, così come appunto non c'è più il matrimonio riparatore, nel senso riparatore di una gravidanza imprevista. So che dal punto di vista giuridico il matrimonio riparatore era una cosa molto più terribile, era quello che cancellava lo stupro, che peraltro è stato eliminato soltanto nel 1981-82, se non ricordo male, che è una cosa abbastanza spaventosa a pensarci. L'invecchiamento della popolazione ha anche un invecchiamento delle parentele, e questo significa che, come diceva già negli anni 70 profeticamente un demografo storico inglese, Peter Leslett, le famiglie, viste non dal punto di vista del chi vive sotto lo stesso tetto, ma delle reti parentali, sono diventate lunghe e strette, cioè ci sono pochi figli e pochi nipoti, oltre che pochi cugini, eccetera, ma in compenso sono più lunghe, perché le famiglie, le reti parentali a 3 generazioni non sono assolutamente inconsuete, anche a 4 generazioni, perlomeno c'è il fatto che ci sia almeno un nonno, più spesso una nonna, che vede nascere i propri bisnipoti. Quindi mentre quando ero piccola io, più di 80 anni fa, come dire, i nonni erano rari, cioè morivano presto, spesso non si conoscevano tutti i nonni quando si era piccoli. Oggi invece è molto frequente, normale, anzi direi, che un bambino alla nascita
abbia tutti i propri nonni, o almeno 2 o 3 nonni almeno, e non solo, ma che diventi adulto, avendo ancora qualche nonno vivente, talvolta anche diventi genitore, avendo qualche nonno vivente, e quindi anche vedendo il mutare nella posizione del dare e dell'avere affettivo, relazionale, ma anche di scambio di aiuti, delle diverse posizioni generazionali, così come si rimane figli a lungo, proprio perché i genitori vivono a lungo, si può diventare genitori avendo appunto persino qualche nonno vivente, ma però si può anche contemporaneamente trovarsi nella posizione non di scambio generazionale, perché questo non avviene mai, ma di scambio nel flusso del bisogno e del rispondere al bisogno, in particolare di cura. Nella letteratura sociologica si parla molto del diventare genitori dei propri genitori, cioè nel senso che quando un genitore anziano diventa fragile per qualche motivo di salute, soprattutto poi se per motivi psichici, Alzheimer, demenza, eccetera, può capitare non solo che il compagno o la compagna debbano far fronte ai bisogni di cura, ma può capitare che sia un figlio o più spesso una figlia ad essere a diventare responsabile dell'accudimento con più o meno aiuti. Quindi questo rovesciamento, al di là del discorso che si può fare sulla carenza di politiche in Italia per la non autosufficienza, dal punto di vista delle relazioni familiari, secondo me è un tema ancora non sufficientemente esplorato, perché cosa significa doversi prendere cura di un genitore dipendente, o anche, come dire, l'accudire i corpi, la rottura delle barriere dell'intimità, eccetera. Sono dimensioni per certi versi nuove, e nuove se non altro nella diffusione con cui si presentano, su cui forse si conosce poco. Scusi Quindi professoressa, scusi se la interrompo, ha 5 minuti ancora per la relazione. Prima io l'ho interrotto per parlare di questa dimensione di cui mi ero dimenticata prima, ma di come si sta pluralizzando il modo di formazione della famiglia. Non è più che ci si forma perché si esce di casa, ci si sposa e si fanno dei figli, si può convivere per un periodo più o meno lungo, si possono fare dei figli senza essere ancora sposati, e magari il primo figlio e poi dopo degli altri, ci si può rompere come coppia e formare un'altra coppia senza essere rimasti vedovi, quindi si fanno delle famiglie che apparentemente sono uguali a quelle standard, ma le famiglie ricomposte non sono uguali a quelle, lo sono formalmente dall'esterno come forma, ma non lo sono sicuramente nei loro contenuti. E arriviamo alla forma di pluralizzazione, come dire, che è anche stata sancita legalmente, sia pure in modo non completo, diciamo così, con la legge sulle unioni civili del 2015, che, come ha ricordato anche l'antropologo Remotti, ha introdotto in Italia quella pluralità delle forme familiari legalmente o normativamente riconosciute, che in altri paesi, in altre culture c'era da tempo, non necessariamente relativamente alle coppie dello stesso sesso, ma rispetto ad altro tipo di formazione, cioè ci sono società al mondo, culture al mondo, dove esistono modelli diversi di formazione della famiglia, tutti riconosciuti. Non ho il tempo per entrarci, ma per dire, mentre il mondo nei paesi occidentali
a lungo, quindi non solo in Italia, a lungo è stato riconosciuto solo un modello di famiglia, quella coniugale basata appunto sul matrimonio, sulla coppia sposata. In diversi paesi europei, prima diciamo di quanto non sia successo in Italia, progressivamente negli ultimi, direi, in questo secolo qui, prevalentemente, forse in alcuni paesi nordici anche un po' prima, ma non sono sicura, invece si è arrivati a riconoscere anche normativamente modalità di fare famiglia diverse. Prima c'è stato il riconoscimento delle convivenze senza matrimonio, che riguardavano anche le coppie di il riconoscimento delle unioni, delle convivenze delle coppie del sesso, e in diversi paesi il numero sta aumentando anche il matrimonio egualitario, ovvero senza più distinzione tra coppie formate da partner di sesso diverso e partner dello stesso sesso rispetto all'accesso al matrimonio. Quello che quindi questo è il primo dato. Il secondo dato è cosa si fa con la filiazione rispetto a queste nuove famiglie riconosciute. Osservo en passant che in Italia alle unioni civili non viene. Noi parliamo di famiglie unipersonali, però le unioni civili non sono chiamate famiglia, non sono chiamate famiglia appunto dal legislatore, dalla statistica sì, ma non sono chiamate famiglia. C'è stata proprio un'opposizione a chiamarle famiglia perché suonava male. Comunque dicevo che prego. Sì, sto concludendo, ho finito. Dicevo che il nodo grosso che c'è rispetto a queste famiglie è quello della filiazione, nel senso che in alcuni paesi è riconosciuta totalmente nei modi in cui possono farlo, sia con l'adozione, sia con la gestazione per altri, sia nel caso delle lesbiche con la riproduzione assistita. In altri paesi è riconosciuta solo l'adozione, e anche per le coppie di sole donne. In Italia, come è noto, non è riconosciuta in nessun modo, salvo tramite l'adozione non come coppia ma del figlio del partner, e adesso con l'ultima sentenza della Corte Costituzionale solo alle coppie lesbiche, che però possono solo andare all'estero perché in Italia non possono accedere alla riproduzione assistita. E quindi questo è il nodo che rimane: quanta famiglia possono fare le coppie dello stesso sesso? Possono essere riconosciute come coppie, ma la loro filiazione rimane ancora incerta, il loro accesso alla filiazione, e soprattutto i loro bambini, perché in ogni modo comunque loro fanno dei figli, i loro bambini rimangono quelli ancora in uno statuto fragile. Cioè io li ho chiamati i nuovi illegittimi, nel senso che il loro riconoscimento è sospeso a qualche sentenza di tribunale di volta in volta. Grazie, scusate se sono stata troppo lunga. Ecco, allora ringrazio la professoressa per questa ampia disamina delle famiglie che si possono, come dire, prospettare e che vengono alla ribalta. E ora passiamo all'ultima relazione. Abbiamo visto che la riforma riguardava essenzialmente il diritto civile, però abbiamo anche sentito che ci sono continui rimandi al diritto penale.
perché il diritto penale viene in rilievo nella funzione, forse nei primi tempi repressiva, e ancora è tale, ma sempre di più con una funzione anche preventiva. A parlarcene il dottor Falcone, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Vicenza, che tra le varie materie che ha affrontato si è occupato molto di quelle afferenti la tutela preventiva e la repressione successiva relative ai reati riguardanti le famiglie, il diritto di famiglia. Quindi grazie al dottor Falcone, a lui la parola. Ringrazio ovviamente la Presidente Antonella Magaraggia dell'invito, è un onore anche per me parlare in questo splendido contesto e affiancarmi a chi mi ha preceduto nel parlare. Premetto qualche piccola suggestione e farò un piccolo intermezzo per cedere la parola alla professoressa Filippini, perché secondo me vuole fare una precisazione su Franca Viola, che è la stessa precisazione che volevo fare io, ma guardi, visto che è qua, la faccia lei. Vediamo, ho scommesso con me stesso. Vediamo se diciamo la stessa cosa. No. Io volevo solo precisare che non si è trattato affatto di fuitina in quel caso lì, cioè Franca Viola è stata rapita, è stata tenuta poi segregata per giorni, affamata, violentata. Questa è stata la storia di Franca Viola. E poi, come dire, si è offerto il rapitore, che era un noto mafioso appartenente a una rete mafiosa, si è offerto di sposarla, ma tutto questo perché lei rifiutava inizialmente di sposarlo, dopo aver scoperto chi era questa persona. E allora lui è ricorso a questo espediente, perché era l'espediente consentito dal codice Rocco, cioè il codice Rocco diceva che appunto certo riconosceva la violenza carnale, come si chiamava allora, come un reato, ma nel caso in cui, adesso non ricordo l'articolo preciso, nel caso in cui il violentatore si fosse offerto di sposare appunto la donna violentata, sarebbe decaduto ogni contestazione. Si estingueva il reato. Si estingueva il reato per lui e per gli altri complici del reato. Ora Franca Viola ha per prima rifiutato tutto ciò e questo funzionava perché una donna violentata era una donna che aveva perso l'onore, anche se non l'aveva voluto, cioè era una donna caricata di aveva perso la verginità, quindi aveva perso quel valore che era fondamentale per sposarsi. Ecco, Franca Viola è la prima che dice quello che ha detto recentemente, che hanno detto poi molte donne negli anni 70 nei processi per stupro: la vergogna non è mia, come ha detto anche Pellicot recentemente. Grazie, ho vinto la scommessa con me stesso, dopo mi offrirò uno spritz da solo. Allora, qualche piccola suggestione rispetto agli interventi che mi hanno preceduto, perché mi sono venute in mente una serie di cose che non riesco a non dirvi, quindi salterò un po' la scaletta che mi ero fatto. Allora, intanto, dopo questa precisazione sul matrimonio riparatore, che ben inteso ovviamente riguardava solo la donna, e anche in questa parola, riparare come se la donna fosse considerata un bene di famiglia, che era stato in qualche modo violato e che andava questa violazione del bene di famiglia andava riparato attraverso il matrimonio. Che ovviamente perpetuava la violenza, ed è bellissimo secondo me il dialogo fra un'Ornella Muti, che era proprio brava da giovane a recitare secondo me, dopo forse l'hanno rovinata col tempo, no, è una bravissima attrice, però insomma non in tutti i film rendeva così, ma invece in questo film mi è molto piaciuta. È fenomenale il dialogo con quella donna che aveva vissuto la sua stessa esperienza. Una donna che racconta, ricordate le parole, sono felice tutte le mattine quando mio marito esce di casa per andare a lavorare e piango quando dobbiamo andare a letto. E poi racconta dell'arrivo dei figli, di questa sorta di resilienza, no, con cui, attraverso la quale riesce, no, a continuare a vivere, a proseguire, ma con quanto dolore.
Altre piccole suggestioni, abbiamo parlato dei diritti delle donne, dell'emancipazione delle donne, le donne in magistratura. Per esempio le donne in magistratura sono entrate nel 1963, non prima, e infatti le prime donne entrate in magistratura sono andate in pensione qualche anno fa, insomma recentemente. Ma la sentenza che ha letto la dottoressa Guerra sull'impresa familiare mi ha fatto ricordare che proprio nel 1963, quando venne approvata la norma che finalmente consentiva l'accesso al concorso di magistratura alle donne, il primo presidente della Cassazione, adesso non ho qui la slide, se volete ve la faccio io, ve lo imito perché deve essere una persona un po' arcigna, un po', credo, molto conservatore, sicuramente intriso di cultura paternalistica, ha scritto una piccola monografia su questo problema e l'argomento fondamentale alla fine era quello per cui ogni 27 giorni, non è che non si riferiva allo stipendio, si riferiva al ciclo, pare che la parola mestruazioni che ho sentito dire da alcuni dell'uditorio sia una parola che non è più molto corretto usare, si chiamano così, infatti non dobbiamo avere paura delle parole, ogni 27 giorni lui nutriva qualche dubbio che la donna giudice fosse in grado di giudicare con quel distacco, quella pacatezza, perché in preda a questa tempesta ormonale che non si capisce perché appunto e perché gli uomini no, che insomma magari di tempeste ne hanno di molto più frequenti e magari anche di diverso tipo, ma non altrettanto problematiche. Ma ho un'ulteriore suggestione che mi è venuta ed è quella sui cognomi. Abbiamo organizzato un convegno al Senato sulla violenza di genere, tanto per cambiare, e c'è stato un intervento che ha parlato di questo problema e delle nuove frontiere che si presentano sul cognome delle donne. E il ragionamento che è stato fatto, che arriva quasi ad essere paradossale, è che quest'ulteriore evoluzione e spiegazione l'ho un po' interiorizzata, la faccio mia e la spiego così, è come se il cognome di tutti noi, anche degli uomini, non riuscisse a corrispondere al nostro DNA. Cioè noi abbiamo DNA che deriva dai nostri genitori, in parte è il DNA maschile, in parte è il DNA femminile, ma il cognome che ci viene dato è il cognome del padre. Attenzione. Adesso c'è state delle aperture, attendiamo una legge che risistemi un po' tutta questa materia, perché insomma se si dovesse applicare l'attuale sistema probabilmente i miei bis nipoti potrebbero avere un cognome lungo 14 cognomi. Però se ci pensate, se uno aggiunge il cognome della madre al proprio cognome, quello non è il cognome della madre, è il cognome di tuo nonno materno. E se tua madre aveva anche il cognome di tua nonna materna, quindi di sua madre, quello non era il cognome di sua madre, era il cognome del bisnonno materno, in linea materna. Quindi se ci pensate, risalendo fino forse ad Adamo, nessuno è in grado di dire io ho il cognome in linea femminile degli avi e degli antenati della mia famiglia. Scusate questa divagazione che non c'entra niente con quello per cui sono stato chiamato a parlare. Parto dal titolo che mi è stato assegnato, c'è una preposizione articolata che vorrei precisare perché, tranquilla, la tutela della famiglia. Ecco, forse questo concetto di tutela della famiglia c'era originariamente nel codice Rocco, no? E derivava forse da una visione un po' patriarcale della famiglia. Il matrimonio riparatore in un certo senso tutelava la famiglia, il delitto d'onore giustificava il delitto per l'onore della famiglia, perché doveva essere riparato l'onore della famiglia quando questo era violato dal comportamento della donna, perché erano le donne della famiglia che quando commettevano il reato di adulterio, perché c'era anche il reato, come ci ha detto la dottoressa Guerra, il reato di adulterio, disonoravano la famiglia e quindi rendevano in qualche modo meno grave, attenuavano il reato persino di omicidio. Ed erano solo i maschi della famiglia che potevano commettere che potevano commettere questo delitto attenuato. L'unica concessione è che il delitto d'onore era consentito anche alla moglie, cioè la moglie poteva uccidere il marito e l'amante del marito e ottenere uno sconto di pena, ma le cronache dell'epoca
raccontano di casi isolatissimi di omicidi di questo tipo, e per lo più nelle corti si finiva per disegnare queste donne come delle sanguinarie, violente e psicopatiche, quindi credo che il 100% delle donne che pur avevano potuto usufruire di questo sconto di pena a seguito appunto della previsione del delitto d'onore sono finite in ospedale psichiatrico giudiziario e non sono più uscite. Quindi ci troviamo di fronte, ovviamente le norme sull'adulterio e sul concubinato tutelavano la famiglia nel diritto penale. La famiglia nel diritto penale viene tutelata anche un po' come facciata, cioè si tutela non l'unità familiare, non si tutelano i sentimenti. Beh, insomma, mi sembra dura pensare a un diritto penale che tutela i sentimenti, ne avrei quasi paura. Però si tutelava la facciata della famiglia, in un certo senso appunto il matrimonio riparatore mirava a sanare una ferita e il disonore, il delitto d'onore riguardava l'onore della famiglia, ma se ci pensate anche come era costruita la norma sul concubinato, che come ci dicevano la donna bastava che commettesse una volta adulterio ed era punita, l'uomo invece doveva essere un concubinato, quindi un adulterio abituale, una commissione di una serie di adulteri, di tradimenti abituali, quindi una relazione adulterina con un'altra donna. E questa relazione adulterina diventava reato solo se la donna veniva portata all'interno della casa familiare oppure se notoriamente la teneva altrove. E in questo notoriamente c'è tutta l'ipocrisia, se volete, di quel diritto penale di stampo patriarcale, dove se fai le cose di nascosto puoi farle e non ti succede niente. Ma se pensate, in fondo anche il delitto di incesto è costruito in questo modo, perché l'incesto è reato soltanto se crea pubblico scandalo. Passiamo adesso, mi sembra di aver dato tutte le suggestioni che servivano. Un'altra cosa mi era venuta in mente, ve la voglio dire, tanto per dire di come è lenta questa evoluzione, perché la Corte Costituzionale interviene per abrogare, per dichiarare illegittimi sotto il profilo costituzionale l'adulterio e il concubinato tra il 68 e il 69, delitto d'onore, matrimonio riparatore, norme che scompaiono dal nostro codice nel 1981, a me fa impressione e tutto sommato credo possa fare impressione anche alla maggior parte di questo uditorio. Ne fa un po' meno, per esempio, quando vado a raccontare queste cose nelle scuole, perché mi guardano e dicono vabbè, 1981 era giurassica, e dico ma guardate che nel 1981 ero al terzo anno delle superiori, quindi sì, insomma non è che sia proprio. Però vengo ancora più su nel tempo. Io mi ricordo sui banchi del Bo, Università di Padova, facoltà di giurisprudenza, ho sentito con queste mie orecchie, quindi sono proprio testimone oculare e auricolare, il professore di diritto penale 2 era, che diceva sì, è vero che la Cassazione ormai si è orientata a riconoscere che anche tra moglie e marito può esserci una violenza sessuale, però io nutro ancora dei dubbi sulla configurabilità di questo reato, che possa essere un reato, perché lì c'era ragionamento sull'adempimento del dovere, l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere, e via dicendo. Insomma, queste cose le dicevano sui banchi di un'università italiana tra il 1987 e il 1988, e mi sembra altrettanto significativo. Veniamo a un po' di definizioni, perché io preferirei parlarvi dell'oggi, del presente, cioè di come, partendo diciamo dal titolo, il diritto penale tutela gli individui che appartengono alla famiglia, perché in famiglia a volte succedono delle cose bruttissime. Mi verrebbe quasi da dire, usiamo un'altra preposizione articolata, no? Vi ricordate che da piccoli diada, incon, super, tra, fra, usiamo tutela penale dalla famiglia, mi verrebbe quasi
come battuta di dire questo. E partirei quindi dal concetto di violenza domestica, che è un concetto che è stato introdotto nel nostro ordinamento anche alla luce di alcune convenzioni internazionali, e ne troviamo una definizione in una legge del 2013 che ha introdotto l'ammonimento del questore, che consente insomma di fare un intervento preventivo per ammonire una persona quando commette, inizialmente era solo il reato di stalking, atti persecutori, e poi è stato esteso ad altri reati che riguardano appunto la violenza domestica, come i maltrattamenti in famiglia, oppure altri reati spia di questi reati, che sono lesioni, minacce e via dicendo. E questa definizione recita così, ve la leggo insomma, cercando di non essere tedioso. Si parla di uno o più atti gravi, non episodici, commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che sono le 4 forme riconosciute anche del maltrattamento in famiglia, no? Quindi il maltrattamento fisico, il maltrattamento psichico, che attenta non meno del maltrattamento fisico anche alla salute psichica delle persone, perché quando si parla di diritto alla salute, il diritto alla salute si compone di cioè riguarda sia il diritto alla salute fisica ma anche il diritto alla salute psichica, spesso poco riconosciuto o comunque considerato quasi un diritto alla salute di serie B, come se la nostra salute psichica fosse di serie B. Oppure pensiamo al maltrattamento sessuale che, scusate mi interrompo un attimo per salutare Nelson Salvarani, perché il mio procuratore, scusate, un momento di emozione. E stavo dicendo, sì, le varie forme di violenza sessuale, con buona pace del mio vecchio professore di diritto penale, anche fra marito e moglie ci può essere una violenza sessuale che nel 101% dei casi è la violenza del marito nei confronti della moglie, come poi vedremo con la definizione della violenza di genere. Ma io scusate, ma mi allontano un attimo dalla definizione di violenza domestica, perché mi urge raccontarvi di un altro problema che c'è nel diritto penale. E questo problema riguarda l'attuale formulazione del delitto di violenza sessuale. C'è stata una riforma nel 96 che ha modificato finalmente, come si chiedeva da tempo, tutti i reati di violenza sessuale, spostandoli dalla sezione che si occupava del codice, che si occupava della famiglia, spostandoli alla libertà individuale. Quindi finalmente la libertà sessuale è stata considerata come un diritto individuale che veniva violato dai reati di violenza sessuale. E a parte una serie di modifiche, la norma è rimasta impostata sul concetto di violenza o minaccia. Quindi chiunque compie atti sessuali con una persona mediante violenza minaccia la costringe a compiere o subire atti sessuali è punito. Se noi guardiamo una delle principali fonti internazionali che governano la materia, che è la Convenzione di Istanbul del 2011, che è diventata legge nel nostro ordinamento nel 2013, che è una legge dello Stato. Cosa dice questa legge, oltre a darci importanti notizie che poi vi dirò sul concetto di violenza di genere? Per quanto riguarda in particolare la violenza sessuale, dice che le norme che nel diritto interno degli Stati aderenti alla Convenzione puniscono la violenza sessuale devono essere costruite in un certo modo e devono essere incentrate sul concetto di consenso. Allora io vado a leggere le norme del codice e senza guardare il numero dell'articolo ho detto eccolo qua, questa deve essere la norma che punisce la violenza sessuale. Allora, perché mi sembra incentrata sul consenso. Allora leggo, chiunque fa ingresso, si trattiene nella dimora altrui senza il consenso di chi ha il diritto di escluderlo è punito. Ah no, allora non è questa la norma sulla violenza sessuale incentrata sul consenso. Vado a leggere l'articolo 609 bis, che è quello che punisce per l'appunto la violenza sessuale, che è la norma di cui vi ho parlato prima, e la parola consenso non c'è. La parola consenso non c'è. E qui veramente dobbiamo costruire, secondo me, un monumento alla giurisprudenza, che anche a me piace ricordare, come ha detto Antonella Guerra, che non è la giurisprudenza solo dei giudici, è una giurisprudenza che viene costruita nel processo, grazie al processo al quale partecipano anche gli avvocati, e questo dovrebbe essere tenuto
sempre ben presente anche alla luce di prossime future riforme, per le quali forse ci sarà anche un referendum, ma scusate la divagazione, ma mi urgeva anche questo dirlo. Faremo un incontro, disponibilissimo a intervenire. Dicevo, per fortuna la Cassazione ha costruito in tutt'altro modo il reato, ha inserito il consenso laddove non c'era, ha inserito tutta una serie di interpretazioni, alla luce anche della Convenzione internazionale di Istanbul, che è legge nel nostro paese ovviamente, ma ha proprio tirato molto questa norma, incentrando tutto sul concetto di costrizione. Ma allora costrizione cosa vuol dire? Vuol dire assenza di consenso e via dicendo. E pensate come, torno alla definizione di violenza domestica e in particolare alla violenza sessuale all'interno delle mura domestiche, pensate come la Cassazione si è evoluta arrivando a punire condotte che prima non erano assolutamente punite. Perché se voi pensate a una norma costruita sulla minaccia e sulla violenza, sulla minaccia, che costringono a compiere o subire, voi pensate che cosa bisogna dimostrare in un processo. Bisogna dimostrarla questa violenza, cioè il pubblico ministero deve dimostrarlo che c'è stata violenza, che c'è stata minaccia, che c'è stata costrizione. Quando c'è una situazione di maltrattamento, quando c'è una situazione di sproporzione di forze in campo, quando una donna si è vista picchiare, magari anche con armi, magari una volta sola ha visto tirare fuori un coltello, voi capite che quando viene chiesto alla donna di avere un rapporto sessuale, non è detto che quel sì sia un sì spontaneo, spesso non c'è neppure un sì, basta prenderla una donna ridotta in quelle condizioni, non serve chiedere, perché si è già chiesto e si è già risposto alla prima volta che ha detto no. E la donna questo ovviamente se lo ricorda, e quindi quel non dire sì e quel non dire nemmeno no diventa che cosa? Un consenso presunto? Per anni la giurisprudenza lo considerava tale, diceva se non ha detto no quel giorno. Invece adesso la giurisprudenza fortunatamente è completamente cambiata, perché adesso la giurisprudenza ci spiega che una donna ridotta in quelle condizioni non è in grado di esprimere un consenso, non perché sia incapace di farlo, ma perché è soggiogata, perché ne ha paura, perché c'è costrizione, che è appunto uno degli elementi essenziali della norma. E dal punto di vista dell'autore della violenza, la Cassazione aggiunge che in quelle condizioni c'era messa proprio lui, quindi non può trincerarsi dietro al fatto ma lei quella volta non mi ha detto di no, se mi diceva di no io mi fermavo. Sei tu che l'hai ridotta in quelle condizioni, sei tu che l'hai messa in condizioni di avere il terrore di pronunciare quel no. Scusate la divagazione, ma anche questa secondo me è una cosa importantissima da dire, perché vedete anche in recenti riforme che sono state in paesi diversi dai nostri, per esempio in Spagna c'è stata una recentissima legislazione che ha portato alla legge spagnola che punisce i reati di violenza sessuale diciamo in uno degli ambiti più evoluti della legislazione mondiale. Perché qual era il grido di battaglia? Perché c'erano anche proprio manifestazioni in strada per ottenere questa riforma. Il grido di battaglia non era quello che si legge in molti convegni, anche qua in Italia, ho detto no, ok? Quel no va tutelato, se una dice no è no. No, loro dicevano solo sì es sì. Guardate, sembra una sfumatura da poco, ma vi assicuro che c'è una bella differenza, con buona pace di quelli che adesso ironizzano dicendo sì, manderò una carta bollata per chiedere se posso toccare là, poi un'altra mail per chiedere se posso fare questo, se posso fare quell'altro. Non è questo il punto, e lasciamo stare le facili ironie che provengono magari dai maschietti che non riescono ad accettare che si evolva il pensiero, la cultura, il diritto. È evidente la differenza abissale che c'è fra pretendere che un atto sessuale sia lecito solo se è consentito e invece punirlo solo se c'è stata violenza o minaccia, o punirlo comunque solo se c'è stato un dissenso espresso. Vi ho fatto prima il caso della donna maltrattata, che quel dissenso espresso non riesce a pronunciarlo perché ha paura. Va bene, vedendo a dare un altro po' di definizioni, la violenza di genere. Io ci tengo a dire
qual è la definizione di violenza di genere. È una definizione che impatta moltissimo anche sugli aspetti intrafamiliari, perché insomma nella maggior parte dei casi, non in tutte le famiglie, ma ci troviamo di fronte a una relazione tra due generi diversi, no? Ebbene, la violenza di genere non è la violenza di un genere sull'altro. Scordatevi di una definizione, come dire, letterale, o meglio che l'espressione coincida con il significato letterale di queste parole. No, la violenza di genere è la violenza degli uomini nei confronti delle donne in quanto tali, perché ogni altra violenza, a parte invertite, è assolutamente insignificante sotto il profilo statistico, sociologico e criminologico. E in questo senso sono orientate le convenzioni internazionali. Pensate che la Convenzione di Istanbul, ripeto, una delle principali fonti internazionali che riguarda la materia, dalla quale hanno aderito moltissimi paesi, parla proprio di violenza contro le donne. Non si preoccupa neanche di, come dire, di mediare, di dire no, violenza contro le donne e di violenza domestica. E cosa dice di questa violenza contro le donne? Secondo me è bello leggerlo per ricordarlo ogni volta che si parla di violenza di genere. Dice che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, e qui notate le parole, de iure e de facto, ne abbiamo parlato, no? Oggi, negli interventi che mi hanno preceduto, hanno detto che c'è questa sorta di scollamento tra quello che sarebbero i diritti e quelli che invece sono è la vita del diritto, o comunque la possibilità di avvalersi insomma, dei diritti che sono riconosciuti sulla carta ma magari non sempre nella realtà. Quindi dicevo, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de iure de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne, perché la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione. E ancora si aggiunge che la violenza di genere è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Questo è quello che gli stati evoluti, le cosiddette democrazie occidentali, eravamo anche a Istanbul, quindi insomma spero che la Turchia abbia aderito, adesso non ho questo dato, ma insomma non ha aderito la Turchia, ecco, grazie di avermelo detto, immaginavo però, mi pareva strano. Certo, ha ospitato la convenzione e poi si è ritirata, certo, vabbè. Io adesso vi parlerò dei tratti caratteristici che hanno i reati che rientrano nel novero della violenza domestica e della violenza di genere, ma quando vuole la Presidente mi stoppa. 6 minuti. Allora, innanzitutto va riconosciuta una certa omogeneità dei beni giuridici protetti, che sono tutti beni individuali, abbiamo detto tutela penale degli individui che compongono la famiglia, quindi della loro vita, insomma un femminicidio ogni 3 giorni in Italia, della loro integrità fisica, della loro libertà sessuale, della loro libertà in senso ampio, della loro personalità, della possibilità anche di sviluppo della propria personalità e via dicendo. E poi anche un carattere reiterato delle condotte. Cioè la violenza di genere, la violenza domestica difficilmente è un reato istantaneo, succede, la violenza sessuale isolata per carità è un reato istantaneo che inizia e finisce lì. Invece molto spesso in ambito domestico, in ambito relazionale, questi reati sono reiterati nel tempo. Per esempio il reato di maltrattamenti in famiglia, lo dico per i non giuristi, è un reato abituale e quindi solo se si dimostra l'abitualità di questo maltrattamento il reato sussiste. Lo stalking, che nel codice si chiama atti persecutori ma è noto come stalking, è un reato che si commette quando c'è una reiterazione delle condotte. Il maltrattamento economico, quindi l'omesso versamento del mantenimento, dell'assegno di mantenimento, quindi la violazione degli obblighi di assistenza e mantenimento, hanno una manifestazione che è reiterata nel tempo perché di sicuro il diritto penale non si occupa di un inadempimento che riguarda pochi giorni di ritardo e via dicendo.
E cosa caratterizza poi questi reati? Un substrato di relazioni familiari affettive che spesso complicano le situazioni, se non praticamente sempre complicano le situazioni, per quel contenuto ambivalente che caratterizza questi rapporti. E qui le difficoltà sono molte. Vi potrei accennare al problema della ritrattazione. La donna denuncia una violenza e poi improvvisamente, a distanza di, a volte addirittura un giorno, a volte una settimana, un mese, un anno, si arriva al processo, viene chiamata a testimoniare e ritratta. Le cose non sono più andate come aveva raccontato. Ecco, questo è un problema che dirompente ovviamente se ci pensate all'interno di un processo. C'è la possibilità di, se uno lavora bene, di creare, come dire, degli argini a questa ritrattazione. Ma perché bisogna creare degli argini rispetto alla ritrattazione? Perché esiste il ciclo della violenza. Il ciclo della violenza, che se ci pensate è raffigurato proprio come un cerchio, no? È un ciclo, e tutte le rappresentazioni grafiche che fanno sia gli psicologi che i sociologi è un cerchio. Rispetto alla donna vittima di questa violenza, quel cerchio sono, come dire, le muraglie che lei deve scavalcare per riuscire ad arrivare a denunciare la violenza, e che non è facile. Non è facile. Ornella Muti va dai carabinieri, decide di andare dai carabinieri, si ribella alla violenza, ma non è facile. E in cosa consiste questo ciclo della violenza? Beh, si parte con la fase della tensione. La fase della tensione è la fase in cui dopo l'inizio della relazione, che è sempre roseo, altrimenti immagino e spero che la maggior parte delle donne non se li sceglierebbero quegli uomini, voglio sperare, anche se pare che alcune se lo vadano a cercare col lanternino, in cui la vittima crede di controllare un inizio, un principio di violenza che magari è soltanto psichica, è una violenza solo verbale, ma inizia anche il controllo, iniziano anche le prime manifestazioni di gelosia, ma la donna resiste. Poi però si passa alla fase dell'aggressione, detta anche dell'inferno, quindi la violenza fisica, che addirittura a volte diventa segregazione, se non proprio muraria, segregazione sociale. La donna non può più avere frequentazioni al di fuori della cerchia autorizzata dal marito o dal compagno e via dicendo. E dopo questa fase della violenza si passa alla fase della riconciliazione, che è quella in cui purtroppo si verificano a volte le ritrattazioni. La fase della riconciliazione è nota anche come fase della luna di miele, perché sembra di rivivere una nuova luna di miele come era all'inizio della relazione, e lì scusa, perdono, non lo faccio più, in fondo è anche colpa tua, perché il maltrattante tende spesso a colpevolizzare la propria vittima. Ti amo troppo. Questa verrebbe da rispondere con una famosa canzone che dice: ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Quindi ti amo troppo. E poi, dopo questa fase della riconciliazione, ovviamente ricomincia la fase della tensione e ricomincia la fase della violenza. Quante volte ci capita proprio di aprire e richiudere, o meglio di chiudere e riaprire i procedimenti, perché proprio c'è questo ciclo che noi sperimentiamo proprio sui fascicoli che trattiamo. Vi vorrei parlare di ultimi due aspetti. Uno è la caratteristica che questi reati si verificano all'interno delle mura domestiche, di violenza domestica stiamo parlando, quindi all'interno di una famiglia, nei confronti di una vittima che in quel momento è sola, di una vittima che in quel momento è vulnerabile. Chi sono di solito gli unici testimoni della violenza all'interno delle mura domestiche? I bambini, i figli. Ma i figli non vengono presi in considerazione, i figli non avranno mai il coraggio di ribellarsi e di raccontare, quindi violenza assistita sulla quale si dovrebbe aprire. E questo verificarsi del reato all'interno delle mura domestiche crea una complicazione probatoria, perché non ci sono testimoni, non ci sono videocamere. È difficile
riuscire a dimostrare che il reato sussiste. E purtroppo la prova principale, la fonte principale di prova è la parola della vittima, e non sempre la parola della vittima viene creduta, perché, ma qui si aprirebbe un altro convegno, che però forse sarebbe carino fare, su stereotipi e pregiudizi e bias, di cui si parla tanto al giorno d'oggi, che sono i bias cognitivi, che sono gli errori di pensiero che derivano dalle nostre sovrastrutture mentali e che la fanno da padrone in questa materia, soprattutto ancora una volta nei reati di violenza sessuale, perché sembra impossibile, ma se c'è di mezzo il sesso scattano tutta una serie di meccanismi mentali incredibili. Ma quello che voglio dire è che in questi reati, proprio per questa problematica probatoria, proprio per queste relazioni affettive intorcigliate, spesso è difficile distinguere fra conflitto e violenza. E concludo spiegando come noi come si cerca di distinguere fra conflitto e violenza, e concludo veramente, se non con un'ultimissima battuta dopo. Io utilizzo sempre la favola di Fedro o di Esopo, hanno dato scritta più o meno uguale, il lupo e l'agnello. Immagino che la conosciate tutti, ma così ricordo, inizia, uso il latino ma è facile, si capisce, superior stabat lupus, cioè il lupo stava sopra, longeque inferior agnus, l'agnello invece sotto, erano lungo un ruscello e bevevano tutti e due a questo ruscello. Il lupo accusa l'agnello di intorbidirgli l'acqua bevendola, e l'agnello lo guarda lassù e dice: ma guarda che io sono giù, l'acqua scorre così, come faccio a intorbidirtela? E il lupo allora gli dice: sì, ma l'anno scorso tuo padre ha offeso il mio. Scende giù e se lo mangia. Questo non è un conflitto fra il lupo e l'agnello, è la prevaricazione, è la violenza da parte del più forte sul più debole. L'agnello non muore per un accidente, non muore perché si trova in conflitto con il lupo, ma muore perché il lupo è cattivo, perché il lupo è più forte di lui. E il lupo uccide l'agnello perché la giustizia e la logica, lui ha cercato di usare la logica per difendersi, ma la giustizia e la logica soccombono contro la violenza. Applicando questo criterio, con apertura mentale e senza pregiudizi e stereotipi, dei quali non ho tempo di parlare, è possibile distinguere fra conflitto e violenza. Un ultimo accenno a questo aspetto, ma perché è stato toccato negli interventi che mi hanno preceduto, non ho avuto tempo di parlarvi del codice rosso, ma è un insieme di norme che cercano di intervenire in modo spedito ed efficace in questi reati. Sono delle norme importanti, delle norme anche utili per il nostro lavoro. Però molto spesso ci si riempie la bocca di queste riforme epocali, che però sono sempre tutte riforme a costo zero, ma è che qualcuno ci metta dei soldi. E per cosa servirebbero questi soldi? Questi soldi servirebbero proprio, ne abbiamo parlato, se l'è accennato negli interventi che mi hanno preceduto, questi soldi per esempio servirebbero per avere più case di fuga, per avere il cosiddetto reddito di libertà o reddito di fuga, che è quella possibilità per la donna veramente di denunciare senza avere il ricatto implicito spesso, che è il cosiddetto ricatto economico: oddio, adesso come mi mantengo me stessa e come mantengo i miei figli se lo denuncio, che cosa succede, e la casa, e dove andrò ad abitare? Ecco, se ci fossero un po' più di risorse, forse qualche donna troverebbe il coraggio di denunciare un po' di più. Ma io trovo che sia estremamente interessante quello che ci ha detto il relatore, soprattutto perché rappresenta un vissuto appassionato e perché condivide quello che noi avvocati sempre sosteniamo, e cioè che la giurisprudenza non è il frutto, l'esito delle sentenze, ma è l'esito del lavoro collettivo delle parti nel processo. Siccome noi rivendichiamo sempre il fatto di essere parti nel processo, mi fa particolare piacere quando vedo riconoscere questo ruolo. E devo dire che questo è stato condiviso anche dalla dottoressa. E poi volete separarci? Cioè un giudice e un PM? E questo è un argomento diverso, che semmai può essere oggetto di altri convegni. Ecco, quello che però mi pare di poter dire, poi diamo la parola
all'amico Montanaro che ci spiegherà dal punto di vista cinematografico la famiglia oggi, è che però tutti i discorsi che ho sentito stasera, in particolare anche quelli di tipo storico, di tipo sociologico, non possono che approdare ad un risultato. Questa famiglia comunque definita cioè va regolamentata, perché poi tutti questi rapporti, tutte queste vicende richiedono appunto delle norme che magari attraverso la giurisprudenza possono essere anche evolute. Devo dire che mi ha veramente impressionato, io non conoscevo chi fossero i componenti di quella famosa sentenza che citava prima la dottoressa Guerra, ma il fatto di sapere oggi che uno dei giudici era Costantino Mortati, cioè quello stesso illustrissimo giurista al quale si è ispirata anche gran parte della mia formazione giuridica, che patrocinava l'idea della Costituzione materiale e del fatto che era il portato storico delle forze politiche dominanti, quindi di quello che era il pensiero che si affermava, abbia balbettato in quella sentenza, perché questo sembra di capire leggendola, mi ha veramente impressionato. Per cui ringrazio di questo specifico contributo alla dottoressa Guerra. Sì. Ecco, darei la parola. Sì, io volevo aggiungere solo una cosa, che mentre parlava il dottor Falcone, e non faccio i suoi complimenti perché è un amico e perché è un bravissimo pubblico ministero, ma mi sono consolata perché ne abbiamo fatta di strada da processo per stupro. Probabilmente non siamo ancora arrivati alla perfezione, però se penso alle domande che facevano gli avvocati, che faceva il pubblico ministero in quel processo, e sento parlare adesso il dottor Falcone, che inquadra diversamente le vicende, non c'è solo l'autore di un reato e la vittima di un reato, c'è un contesto nel quale questo avviene, e rapporti di supremazia, dico allora forse di strada ne abbiamo fatta. E quindi mi piace concludere questa fase convegnistica con una, come dire, con un, non dico con una parola di definitiva conquista, però insomma stiamo tutti lavorando, dobbiamo essere tutti impegnati perché, come dire, le situazioni sempre migliorino, ma ripeto, voglio chiudere con una nota positiva e con una nota di speranza. Grazie.